riparte questo mercoledì 18 giugno con tempo bellissimo, speriamo che quest'estate arrivi, non l'afa ma che arrivi veramente l'anticiclone, quello serio, perché stiamo andando di fuori di testa tutti quanti. Perché? Perché abbiamo la paura di uscire di casa. Io comincio a parlarne tutte le mattine, ma non solo la paura di uscire di casa, la paura di stare anche in casa per i furti, per questi delinquenti che ti entrano, per queste leggi molto permissivi, arresti domiciliari, anche oggi se leggete scappano dagli arresti domiciliari, braccialetti elettronici non ne parliamo. Allora il cittadino che veramente paga le tasse, quello onesto, che lavora, che si è sempre comportato bene, cosa deve fare per difendersi e per essere difeso? Cos'è la sicurezza? Ma la sicurezza anche per quanto riguarda veramente queste bombe d'acqua, così che le chiamano, ma sono nubifragi, e soprattutto le truffe. Le truffe, cioè non sappiamo più da che parte andare, stiamo andando fuori di testa. Perché? Perché non c'è trasparenza, perché dicono sempre che non ci sono i soldi, perché le forze dell'ordine sono quelle che sono, perché non puoi andare in banca col notaio, il commercialista e l'avvocato, con paroline che ci vuole la doppia lente di ingrandimento per leggere. Anzi, vi prego, non firmate niente, portate a casa, fatevi consigliare, dopodiché riportate in banca. Non firmate niente, non rispondete ai telefoni se vedete dei numeri che non conoscono, che non conoscete. Allora, io saluto Jessica Masini, sindaco di Codognè, grazie. Buongiorno Lega, Mirella, buongiorno a tutti. Sì. Bon, poi voglio dire anche le cose giuste. Fulvio Cavallari, presidente Adusbef Veneto, da Padova, collegato con noi, eccolo qua. Buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno a voi. Bene, ci sentiamo benissimo. Abbiamo anche Levis Martin, direttore consorzio del Montello, perciò capite che abbiamo tre temi importanti. Grazie anche lei, direttore, di essere qui questa mattina. Io inizierei proprio dal sindaco, perché sono quelli che hanno la patata bollente, quelli che prendono meno soldi di tutti, guardate, cioè, siamo proprio messi bene, perché è anche vero, dove veramente il cittadino può almeno fermarlo per strada, andare in ufficio a informarsi, quelli che hanno ancora voglia di farlo, perché molte volte le risposte sono: ma sai che come te ne ho tanti? Ma sai che non ho case? Ma sai che nessuno cerca questo tipo di lavoro, ma cercano altri professionisti? Allora, sindaco, lei è di un partito anche molto forte, un partito anche molte volte anche con Giorgia Meloni, con Fratelli d'Italia, Forza d'Italia sulle barricate. Ma i veri problemi che noi viviamo tutti i giorni, anche lei, penso, non come sindaco, ma anche come donna, chi è che li risolve? Noi sindaci ci proviamo, Mirella, perché questa poi è la verità. È vero, i sindaci sono quelli che hanno in mano proprio la patata bollente, sono quelli che sono più a contatto con il territorio. E fare il sindaco è davvero un'esperienza di vita, io lo dico sempre, perché poi ti ritrovi a dover provare a risolvere. Dico provare perché non è sempre possibile riuscire a farlo, a provare a risolvere i problemi dei cittadini, ad ascoltare le loro esigenze. Dedico tantissimo tempo proprio ad ascoltare, al ricevimento delle persone, e i problemi delle persone sono proprio quelli che hai appena elencato. Non riesco a trovare una casa, faccio fatica, ma le persone hanno proprio bisogno anche del piccolo sostegno, dell'ascolto, di venire proprio a confidarsi, e che penso sia la parte più importante che deve fare un sindaco. Poi io dico sempre, non sempre riusciamo a trovare la soluzione immediatamente, non sempre riusciamo a dare una risposta immediata, perché purtroppo anche noi poi non abbiamo il riferimento da cui andare per riuscire a trovare la risposta, ma il massimo di impegno di un sindaco è proprio quello di cercare di dare l'ascolto e di essere la prima barriera che incontra dove poter insomma andare a esprimersi, perché poi più in alto vai e più fatica fai, chiaramente non riescono ad andare più in su, e queste sono delle grandi difficoltà in realtà che tutti i giorni i cittadini vengono ad esprimere. Senta sindaco, io quasi tutte le mattine, se non tutte le mattine, ho in presenza, ho collegata sindaci da tutto il territorio e non solo. E tutti quanti, anche quelli che appartengono ai partiti che sono al governo, dicono: ma i nostri onorevoli non ci ascoltano, non li vediamo mai, non ci rispondono al telefono. Pochi, devo dire la verità, dicono: no, ma sono presenti, io chiamo, rispondo. Qualcuno ne ho trovato. Però io cittadino non devo avere la fortuna
di avere quel sindaco o di avere quel partito o quella lista. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che pago le tasse, e la sicurezza, a mio avviso, il lavoro e la casa sono al primo piano. Possibile che non si rendano conto che prima o poi salta il tappo, perché così non si può continuare. Io ho avuto delle agenzie immobiliari che hanno detto neppure se mettessimo in affitto, in vendita tutti gli appartamenti che ci sono chiusi, non copriremo la domanda. Allora capisce che qualcosa comincia a incrinarsi. Naturalmente io ho avuto ricordi anche di governi, ecco, dove dicevano non preoccupatevi, spendete, non c'è nessun problema, andiamo bene, eravamo all'orlo del precipizio. Se vi ricordate la famosa frase di qualcuno, no? Allora noi come possiamo difenderci? Lo chiediamo anche al direttore del consorzio del Montello, perché anche fare la spesa è diventato un problema. Cioè andare dal fruttivendolo vuol dire andare in gioielleria 50, 60, 70 euro dopo 3 giorni te gaffinio. Cioè, ma cosa si fa? A chi dobbiamo dare le colpe, direttore? Beh, le colpe, noi preferiamo cercare di trovare delle soluzioni. Il problema è reale perché io che vivo vicino al Montello conosco quindi la realtà dei 5 comuni che sono Crocetta, Montebelluno, Volpago, Giavra e Nervesa, e le problematiche che avete appena sviscerato voi sono reali anche nel nostro territorio. Non ci sono case, oppure ci sono ma a prezzi non accessibili, le giovani coppie fanno fatica, gli anziani fanno fatica, quindi diciamo che il problema è trasversale, colpisce sia i giovani che gli anziani. Il problema della casa è importante perché avere una casa dà dignità sia ad una coppia che ad un anziano. I prezzi degli affitti sono andati alle stelle proprio per la mancanza di materia prima, non ci sono case, non ci sono appartamenti, quelli che ci sono vengono affittati a prezzi esosi. Gli anziani spesso sono anche soli, quindi c'è un ulteriore problema, che magari rimangono soli in case degli anni 70, degli anni 80, case non più all'avanguardia, case anche troppo grandi per persone sole. E i giovani che potrebbero magari mettere su famiglia hanno un doppio problema: uno, che non ci sono case in affitto, e due, che quelle in costruzione hanno dei prezzi enormi. Lei ha detto bene che a volte diventa faticoso anche fare la spesa, si figuri per magari una famiglia monoreddito comprarsi una casa o pagare un affitto. Quindi il problema è reale e viviamo per fortuna in un territorio dove i sindaci si danno da fare e spesso riescono comunque a dare delle risposte ai cittadini, perché perlomeno insomma nella Marca Trevigiana i comuni hanno delle risorse, sempre meno, però credo che riescano. Immagino in altre zone d'Italia la situazione sicuramente è peggiore. E poi va ad aggiungersi, come diceva lei all'inizio, oltre a questi problemi economici della casa, anche il problema della paura a volte, perché la gente comincia a essere anche meno sicura, perché poi la povertà crea delinquenza e la delinquenza crea piccoli furti, piccoli taccheggi al supermercato, intrusioni nelle famiglie, e questo crea destabilizzazione nella collettività, perché la persona non è abituata a dover pensare a questi problemi, perché a questi problemi dovrebbe appunto pensarci la pubblica sicurezza e quant'altro. Quindi la situazione noi la sentiamo nel nostro territorio, c'è della preoccupazione, non parlerei di allarmismo, ma della preoccupazione sì, sicuramente. Allora, Presidente Cavallari, il problema è che però le famiglie, quelle medie, sono sparite, non ce la fanno. Io oggi ho il banco alimentare aperto, è mercoledì, anzi ringrazio tutte le persone che ieri hanno portato veramente tantissime cose, veramente grazie ai volontari, non solo i miei, ma tutti quelli che stanno sostenendo questa povertà di famiglie che aumenta, che non sono barboni, sono famiglie per bene che lavorano ma non ce la fanno. Però, Presidente Cavallari, le banche diventano sempre più ricche, sempre più forti, poche, straricche, con persone truffate, nel vero senso della parola. Quando vedranno i loro soldi, li hanno visti in parte qualcuno, altri no. Ma di chi ci si deve fidare? Come dicevo prima, ma dobbiamo girare con l'avvocato, il notaio, il commercialista per fare un'operazione bancaria? Tanto è vero che chi ha quei soldini, ce ne sono anche più di qualcuno che li ha, per carità, ma li tiene stretti in banca, perché dove vanno a finire i miei soldi? Allora, com'è la situazione dal suo importante osservatorio, Presidente Cavallari? Allora, la situazione diciamo è questa. Per quanto riguarda i truffati delle banche venete, stiamo parlando di Popolare di Vicenza e Veneto Banca,
il fondo indennizzo risparmiatori sia chiuso nell'ottobre del 23, per cui il famoso 30% più 10% ecco, hanno finito di elargirlo. È rimasto fuori qualcuno, però c'è una piccola coda, verranno sicuramente pagati. Resta una fascia, un differenziale del 60% che deve essere ancora ristorato. E allora per queste persone stiamo cercando di attivarci, ovviamente assieme ad altre associazioni di risparmiatori, con Patrizio Miatello, Milena Zaggia, l'onorevole Zanettin, che è sempre molto attivo su queste questioni, per arrivare ad una legge di ristoro integrale. E abbiamo fatto proprio ieri con le altre associazioni dei risparmiatori una sorta di manifesto, l'abbiamo inviata proprio in questa occasione a Fratelli d'Italia, perché abbiamo avuto un incontro proprio di recente a Roma su un tema molto importante che ci stava a cuore, che era quella della legge cosiddetta Calandrini, che limita la responsabilità delle società di revisione, che sono quelle che all'epoca avrebbero dovuto fare i controlli in maniera efficiente per garantire i risparmiatori. Ecco, da questo incontro è emerso, diciamo, l'attenzione dell'onorevole Calandrini e anche di altri, dell'onorevole Giorgianni, per un tema molto molto importante, ovvero sia la legge prevedeva addirittura la sua applicabilità nei limiti risarcitori con effetto retroattivo. Cioè vuol dire praticamente che molti risparmiatori che hanno dei processi in corso si sarebbero visti applicare i limiti di risarcimento anche per fatti anteriori, antecedenti alla data di entrata in vigore della legge, e questo ovviamente era un tema molto molto scottante. E devo dire che l'onorevole Calandrini ci ha assicurato la soppressione del comma retroattivo, almeno quello, in modo che chi ha iniziato un procedimento civile nei confronti delle società di revisione abbia la garanzia di non dover soffrire limiti risarcitori. Per il resto, come dicevo, ci stiamo adoperando con le forze politiche attualmente per ottenere un ristoro integrale per tutti, perché non abbiamo solamente i 134.000 che hanno percepito il 40%, abbiamo una platea molto vasta che insomma ci saranno minimo altre 160.000 persone che non hanno fatto la domanda al fondo, e vorremmo, diciamo, cercare di aiutarli, dare una mano e farli tornare diciamo, in possesso dei loro risparmi, insomma, perché mi sembra la cosa più giusta. Speriamo che ci ascoltino e ci diano ascolto, ci diano retta, ecco. Questo è un po' il panorama. Presidente Cavallari, è vero quello che lei dice, la ringrazio per la chiarezza, anche le battaglie che state facendo, soprattutto facendo rete, non ognuno dalla propria parte, perché non si va, io sono convinta, da nessuna parte da soli, bisogna unire le forze. Ma non le sembra che forse qualcuno doveva intervenire prima? Perché è inutile che parliamo sempre dopo il male, ma la prevenzione dove sta? Ed è possibile, Presidente Cavallari, che queste persone, oltre a perdere i risparmi, hanno perso l'attività, molti stanno perdendo anche la casa. Non le sembra che bisognerebbe veramente rivedere, ma veramente da fondo, quello che è il sistema? È il sistema che è marcio, Presidente, ma proprio marcio? Sì. Ma come? Sì. Io faccio il mutuo, ecco, adesso parliamo anche di questo perché è importante, visto le telefonate che io ricevo tutte le mattine, i messaggi anche ieri drammatici. Io prendo il mutuo, ho un lavoro, mia moglie lavora, io lavoro, prendo la casa, tanto qual è il problema? Pago, poi all'improvviso perdi il lavoro, perdi sia tu che tua moglie, abbiamo visto gli scioperi che avete visto di questi operai, di queste persone anche per bene, e non riesci più a pagare il mutuo, anche se magari ti mancano 5 rate. E la banca, oltre a prendersi tutti i soldi che hai pagato, si prende anche la casa che non hai pagato. Presidente, non sarebbe anche qua anche voi di fare una battaglia? Ma perché mi devi prendere anche la casa se io ti ho pagato? Mettiamo anche il 70, l'80%, perché io ho di questi casi e non ho più niente. Capisce che
Cioè infierire sulla Croce Rossa è facilissimo, noi sembra che stanno facendo proprio questo. Non solo, infilzano proprio il pugnale fino a farti morire lentamente, perché le telefonate che io ricevo dicono: ma adesso cosa faccio, dove vado? Ieri una donna, anche giovane, è stata ricoverata in psichiatria, mi ha chiamato il fratello, ho detto: Mirella, abbiamo perso tutto, mia sorella è in psichiatria, non ce l'ha fatta, con una bambina, con un minore. Chi è che difende queste persone? Che erano dei lavoratori seri, che si comportavano bene, poi la pandemia, perché ci mancava anche quella, perciò chi non era forte è sparito dalla circolazione. Presidente, ma quante battaglie bisognerà fare per avere quello che aspetta, il diritto di esistere, di lavorare in sicurezza, di vivere in sicurezza anche con queste banche? Chi è che ci protegge, Presidente? L'ha detto lei, stiamo facendo un'altra battaglia per quelli poveretti che sono rimasti fuori, che non hanno ricevuto niente. Prego, Presidente. Sì. Allora, i temi mi sembra di capire sono due. In primo luogo, chi controlla, diciamo, l'attività di queste banche? Dall'interno mi sembra di poter rispondere senza timore di dubbio che esistono i cosiddetti collegi sindacali e le società di revisione, ne abbiamo parlato prima. Allora, questi organismi di vigilanza hanno un difetto, a mio modesto avviso, che è proprio di base della norma. Cioè, se sostanzialmente tu sei chiamato a verificare come lavora la banca, se poi invece è la stessa banca che ti nomina e ti paga, diventa difficile che il sindaco o la società di revisione faccia, diciamo, fino in fondo e alla perfezione il suo lavoro. Questo è il primo tema, quindi la vigilanza. Chi vigila dall'interno, perché poi i controlli esterni, quelli della Banca d'Italia e della Consob, arrivano sempre molto dopo e sono sempre molto lenti. Allora, il primo baluardo di tutela del risparmiatore dall'interno della banca sono proprio collegi sindacali e società di revisione. Allora, vogliamo cambiare innanzitutto quella legge che dice vengono nominati dallo stesso datore di lavoro e pagati dallo stesso datore di lavoro? Questo è il primo punto. Per quanto riguarda la questione dei mutui, allora, come associazione dei consumatori ADUSBEF, di cui faccio parte, sono anni che ci battiamo nelle aule di giustizia e di tribunale per salvare le case della gente, anni. Allora, in qualche caso ci riusciamo e ci siamo riusciti. Abbiamo alle spalle le nostre battaglie sugli interessi, l'anatocismo, l'usura e poi altre che adesso non starò qui a nominare perché sono tecnicismi, sono poco comprensibili. C'è da dire una cosa, di recente bisogna stare molto attenti perché la Cassazione, ahimè, ha invertito i suoi orientamenti. Come sappiamo, la Cassazione è la Suprema Corte di Giustizia e in molti casi purtroppo non va assolutamente incontro al risparmiatore. Allora qui si apre un tema politico e sociale che è quello di cui parlava lei adesso. Se uno stipendio medio è di 1.400-1.600 euro al mese, devi pagare o l'affitto o la rata del mutuo, le bollette, la spesa e poi qualche imprevisto. È ovvio che le famiglie non ce la fanno, è scontato. Abbiamo addirittura fasce di povertà che oramai noi registriamo essere quelle dei lavoratori dipendenti. Cioè, questa è la cosa più grave. Allora qui come intervenire? Ma non lo so, io non sono il ministro delle finanze, però una mezza idea ce l'avrei. Allora qui si potrebbe cominciare dall'abbattere il cosiddetto cuneo fiscale, che è quella differenza enorme salariale fra quanto il datore di lavoro ti lascia in busta paga e quanto ti resta. So che è un tema che sembra molto scontato, un po' difficile da affrontare perché abbiamo dei problemi di bilancio enormi, ma prima o poi bisognerà arrivarci, perché se da un lato il datore di lavoro ti dà il doppio e tu prendi la metà, qui qualcosa non funziona. Cioè il meccanismo è saltato e la gente non ci sta dentro, perché a fine mese la gente non ci sta dentro. No, assolutamente. Poi è inutile che le banche vadano a pignorare e portare via la prima casa della gente, dove la gente abita e dove ha la residenza. Io prenderei ad esempio quello che è stato fatto dall'Agenzia delle Entrate, paradossale. L'Agenzia delle Entrate, per chi ha la prima casa e chi ha la residenza, può al massimo accendere l'ipoteca ma non venderla.
ad esempio. Le banche non lo fanno, invece l'Agenzia delle Entrate lo fa. Io prenderei ad esempio quel modello, cioè non portare via la casa a quel poveraccio che non ce l'ha fatta per 1000 motivi di salute, di tutto quello che vuole, lasciagliela e rinegozia il mutuo, in qualche modo ti ripienerà, ti ripagherà, ma di sicuro se andiamo avanti di questo passo con gli stipendi con fiato corto, le bollette astronomiche, la spesa che costa sempre di più, è chiaro che poi ci ritroviamo in una abbiamo sentito anche ieri che aumenteranno le bollette, le abbiamo sentito ieri, perciò capite quali sono gli scenari, ma andiamo tutti a Cortina, andiamo tutti al mare, ma qual è il problema? La pista da bob, il ponte di Messina, e vai che vai bene. E noi abbiamo i banchi alimentari che aumentano anche a Jesolo, perché non c'è solo l'albergo 5 Stelle, ma c'è anche il banco alimentare anche a Jesolo. No, cito tanto per far capire com'è la situazione. E vengono ai banchi le persone che lavorano, ricordatevi quello che dice Mirella, non i barboni, le persone che lavorano vengono a farsi la spesa, anzi fanno il giro, io lo chiamo delle 7 sorelle, perché uno prende il caffè, l'altro prende il zucchero. Ho dovuto battagliare anche per questo in regione, perché mi dicevano no cara Presidente, se viene da lei non può andare da un'altra parte, perché è già venuto da lei. Ho detto ma scusi, se lei va al supermercato a fare la spesa e non trova le cose che le servono, non va da un altro supermercato, ma qual è il problema? Ma capite che veramente io non ci sto, almeno io dico quello che penso, tanto problemi zero. Sindaco? Questa questione delle famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese purtroppo è una questione che dovremo affrontare sempre di più, perché davvero le famiglie, soprattutto con i bambini, sono in grandissima difficoltà. I nostri servizi sociali spesso si ritrovano ad andare incontro alle famiglie nel pagamento delle bollette, degli affitti, e quando parliamo di questo sembra sempre che parliamo di cose lontane da noi, e invece non è così, sono cose vicine a noi e non riguardano i barboni come dicevi tu Mirella, ma riguardano veramente famiglie di lavoratori, perché purtroppo stiamo andando davvero incontro a questa realtà. Noi tra l'altro abbiamo anche un servizio di Caritas con la borsa della spesa che funziona molto bene, ma davvero i numeri si stanno moltiplicando e questa è una cosa che deve essere attenzionata, perché non possiamo sicuramente andare avanti così. Sai cosa penso anche Sindaco? Lo dico e spero che qualcuno prenda in mano la situazione, che forse abbiamo aperto troppi, chiamano tra virgolette, banchi di assistenza, perché tutti i comuni devono avere il banco, ma dopo gli danno il succhio di pasta, una passata di pomodoro e un litro di latte. Cioè, vogliamo capire che forse dobbiamo concentrare più le forze sui banchi autorizzati, che sono legalmente iscritti anche in regione a livello nazionale, perché non arriva più niente. Lo sa che io devo comprare tutto, perché dalla comunità europea non arriva più niente, non arriva il latte, cioè arriva ma pochissimo in base alla richiesta che facciamo. E allora grazie al 5 per 1000 che ringrazio, perché anche quest'anno siamo tra i primi 5, non è cosa da poco, visto anche che tutti hanno perso, anche qua sarebbe da capire dove vanno a finire gli altri soldi che voi date del 5 per 1000, speriamo che qualcuno venga a spiegarci, perché abbiamo paura che qualcuno ci faccia la cresta, lo dico sinceramente, perché sono aumentate le donazioni e sono diminuiti i contributi, cioè capite che è una roba alla grande questa. Ma quello che io dico, concentrare su quelli che sono autorizzati, perché sennò non ne veniamo fuori. Cioè io capisco che anche il comune ha diritto ed è giusto che il paesano, il cittadino arrivi il più vicino possibile, ma non può dopo andare dal comune, dalla Mirella, alla San Vincenzo, alla Caritas, perché deve andare avanti una settimana, cioè non è che deve mangiare una giornata. Capisce che c'è qualcosa che non va? Cioè possibile non riusciamo veramente a discutere di questo e vedere chi è autorizzato a fare cosa? Perché ora le parrocchie si abbinano alle associazioni, ma sono poche, piccole, e non riusciamo veramente a mandare una borsa dignitosa, e non riusciamo neppure a fare. Io ringrazio, ma compro, e allora perché dico delle volte non abbiamo mica maiali, voi dovreste vedere cosa vorrebbero darci, cioè, no, voi dovreste vedere, ma non importa, questo è un altro tavolo.
Però il problema grande che ho è che questi non hanno lavoro, come ha detto Cavallari e anche il presidente del consorzio Martin. Non hanno lavoro, devono continuare a sopravvivere. E come? Lavoro, macchina, non hanno neanche la macchina, cioè non hanno un centesimo neanche per prendere l'autobus. Io ho dovuto chiamare i sindaci e dire: ma vuoi portarmi queste persone a prendere la borsa una volta alla settimana? Vuoi fare questo per cortesia almeno una volta alla settimana? Cioè io non so più a chi devo rivolgermi, sindaco, perché... E poi quando adesso arrivano i ragazzini, i bambini, voi dovreste vedere questi ragazzini, voi dovreste vederli. Io so che c'è la privacy, non lo posso far vedere, sono di una tristezza, perché in casa vivono le situazioni, le vivono, il malessere. Quando non hai soldi cominciano le liti, comincia il disagio psicologico all'interno della famiglia, e vi posso assicurare che quelli che vengono al banco sono stati promossi tutti, perché l'unico punto di riferimento è la scuola e lo studio, perché non hanno niente altro. Martin cosa dice? Bisogna cambiare la situazione, cioè cerchiamo anche noi di parlare di quella che è la realtà. No, le cose che dice lei fanno male, perché lei magari vive anche in prima persona queste situazioni, quindi le tocca con mano quotidianamente. Io vedo che anche nei nostri comuni che hanno attivato i banchi alimentari sono molto gettonati, e come diceva anche il sindaco di Codognè, non sono nei barboni né gli anziani, ma sono proprio famiglie normali che ormai si rivolgono ai banchi alimentari. E una cosa che ci deve far riflettere è che ormai i bilanci dei nostri comuni sono per il 50% spostati verso il sociale e verso i servizi sociali, perché ormai si va dall'asilo nido all'anziano, quindi dall'assistenza domiciliare degli anziani a casa, all'aiuto per le rette delle famiglie con i bambini al nido, e poi a tutta la popolazione. Quindi quando il bilancio di un comune è sbilanciato verso il sociale, che è necessario, perché i comuni non possono scegliere di non fare alcune spese. Se una famiglia viene destinata in un centro di accoglienza, il comune deve pagare. Se degli anziani non hanno i soldi per la casa di riposo o per l'assistenza domiciliare, il comune deve arrivare, e questo va a ridurre le risorse per altre cose che non sono inutili o superficiali. Vedi la cultura, vedi le opere pubbliche, vedi altre spese che un'amministrazione magari quando si insedia ha promesso ai propri cittadini di voler fare, e non possono farla perché poi la spesa del sociale va a pesare. E per fortuna, ripeto, che ci sono risorse da destinare, perché io credo che un sindaco, di fronte a bambini, come dice lei, che vanno a fare la spesa, anziani in difficoltà che vengono a bussare all'ufficio servizi sociali, deve mettere delle risorse del proprio bilancio per queste persone, perché sono l'anello debole della società. Però è un sintomo preoccupante, perché, ripeto, i comuni in questi anni hanno sempre meno risorse. Nei prossimi anni ci saranno dei tagli ancora da parte del Ministero al Fondo di solidarietà e alle risorse dei comuni, e questi tagli, viva Dio, poi andranno ad abbattersi anche nel sociale, perché la coperta, quando è corta, poi bisogna tirarla da qualche parte. Rinaldo da Venezia, scusa se ti ho fatto aspettare, ma era giusto anche sentire gli ospiti. Vai Rinaldo. Buongiorno Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Mi voglio dare un consiglio ai sindaci, tutti i sindaci del Veneto, non Riva, non Gaschei, non a questo, non a quello, ma perché non radunate i vostri cittadini e andate in piazza e fate un casino a Madonna? Beh, per cosa? Ma il governo non me la schei, andate in piazza tutti insieme, spacche tutto, fate vedere i vostri diritti, le vostre robe, stai sentando in ufficio a cosa fare. Parlando così dici è vero, non avevo, non ti risolvi niente, bisogna andare in piazza tutti insieme e spaccare e fa un bordello che il governo va da vergognarsi, ma le cose siamo io a parlare di povera gente onesta che va sempre a lavorare, non siamo io a parlare di gente che va a rubare, e a chi che sta in galera a 30 anni che era 1.000 euro al mese di pensione, gente che ha fa, ma dai, che vergognoso. E dopo quello della banca, cosa dire? E il discorso delle banche, non c'è andare in galera nessuno. Bisogna andare a comprare
nella Puglia, roba di tutto, dice fuori tutti, la ricetta, roba 3 scatolette di tonno, la denuncia, è vergognoso. Salvini viene fuori, viene da fuori di 49 milioni che ha fatto sparire Salvini intanto, e viene fuori adesso perché ha elezione e ha paura che io manda via. Manda Salvini cosa? Bisogna che il Veneto si sveglia, non Salvini. Salvini che sta in Piemonte dove c'è e lì che deve aiutare la povera gente, no adesso viene fuori a tutti perché le elezioni con i voti. A Gasaia, che sta 15 anni regione, che ha fatto bene, bravo, tanto di cappello, ma adesso la fa da tua moglie, no? O no? Cosa dico? Gli fa un problema, è un problema della povera gente che magari gente che ha dato le medicine, gente anziana, che non si compra perché non ha sei, e la pensione una volta che era da 700-800 mila franchi e che deve entrare da 400, ma è vergognoso, ha ragione a Mirella, peccato che a Mirella che non sia che me, che ne saria dopo. E dopo basta, te casa, basta. Ieri sera ti sentivo colpo attraverso, sono ancora qua. Grazie caro Rinaldo. Allora andiamo a vedere invece questo Veneto Banca, Cassazione, Consoli, poi commentiamo col presidente Cavallari. Siamo all'epilogo del primo dei vari capitoli di questa triste e annosa vicenda che ci ha sempre interessato. Primo epilogo in Cassazione che si è chiuso con una condanna, adesso diventata definitiva, 2 anni e 6 mesi per Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato prima e poi direttore generale di Veneto Banca, 6 mesi in meno rispetto alla sentenza di secondo grado perché alla fine è rimasto in piedi solo il reato di ostacolo alla vigilanza nei confronti della Consob e non della Banca d'Italia, confermati sia l'annullamento della confisca disposta in primo grado di oltre 221 milioni di patrimonio personale, sia l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Una pronuncia definitiva che certo non spegne quella che lo stesso Stefano Trubian, avvocato di tanti risparmiatori, definisce sete di giustizia, che potrebbe trovare invece parziale soddisfazione nel terzo troncone processuale, quello per la bancarotta, che inizierà con l'udienza preliminare fissata in tribunale a Treviso a metà giugno e che vede altri indagati oltre a Consoli. Le costituzioni, sembra assodato, non potranno riguardare i danni economici diretti, per quello c'è un altro procedimento aperto, nello specifico contro la società di revisione dei conti a Roma. Non tutto però è perduto. Ma ci sono dei danni diversi, penso al danno morale, ma non solo, che sono patrimonio del singolo soggetto che si ritiene danneggiato e che a nostro avviso possono essere fatti valere in quella sede. Quindi chiederete i danni morali, questo ce lo può... chiederemo di essere ammessi parte civile per i danni diversi sicuramente. Insomma, quella bancarotta con la procura trevigiana che contesta un buco monster da oltre 300 milioni di euro avrebbe provocato un nocumento che va ben oltre il dato finanziario. Sono previste centinaia di costituzioni, gli uffici legali sono al lavoro. Credo sia un dovere sociale a fronte di questa piaga che ha interessato il nostro territorio arrivare ad una verità processuale che sia quanto più possibile sovrapponibile a quella reale dei fatti che tutti noi abbiamo, ahimè, tristemente osservato. Allora, Presidente Cavallari, qualcuno sapeva anche in politica e nessuno ha fiatato, qualcuno è riuscito a portare a casa una montagna di soldi perché fa parte del cerchio magico, l'abbiamo sentito anche ieri sera da qualcuno che ha usato il termine che usa Mirella, che se fai parte del cerchio magico forse qualcosa arriva sempre, lavoro, soldi, tutto e di più. Ecco, come commenta? 2 anni ma alla fine, prego Presidente. Volume. Mi sentite? Sì, adesso sì. Sì. Ma 2 anni e 6 mesi perché, come diceva giustamente l'avvocato, è intervenuta la prescrizione per numerosi capi di imputazione. È rimasto in piedi l'ostacolo alla vigilanza e purtroppo con l'ostacolo alla vigilanza la pena ovviamente si riduce. Per quanto riguarda i risarcimenti, lì bisognerà vedere perché le parti civili sono tantissime ovviamente
e Consoli avrà un patrimonio, diciamo, limitato, quindi bisognerà vedere che tipo di risultato riusciranno a ottenere gli avvocati nel procedimento. Quindi già lì cominceranno le prime difficoltà. Poi vedremo questo troncone della truffa a cosa porterà. È appena iniziato, siamo in fase di udienza preliminare, bisognerà stabilire se si farà oppure no questo processo per bancarotta, ecco, scusate. Ma l'aspetto, diciamo, che a noi come rappresentanti delle associazioni dei risparmiatori ha sempre colpito è il numero delle parti civili, cioè l'entità del danno. Il danno è rilevantissimo, quindi il ragionamento che abbiamo fatto è stato: il troncone processuale di per sé potrebbe non sortire alcun effetto sul piano risarcitorio, proprio per le ragioni di cui parlavo prima. Allora altro non restava che intraprendere la via di un fondo di ristoro, che adesso vogliamo diventi integrale. Una mezza idea, diciamo, ce l'abbiamo. Allora, c'è una vecchissima legge del 2005, la 266, la quale già prevedeva un ristoro integrale per le frodi finanziarie. Cosa è accaduto a quella legge? Beh, incredibile ma vero, è rimasta inattuata dal 2005. E perché? Perché non hanno fatto un banale regolamento attuativo, non l'hanno ancora steso, e quindi quella legge è bloccata e i fondi che potrebbero andare ai risparmiatori non vengono spesi, rimangono diciamo nella pancia delle banche, perché non sono neanche fondi che derivano dalla fiscalità, ma dai cosiddetti conti dormienti. Quindi la battaglia che stiamo facendo attualmente come associazione, come rappresentanti dei risparmiatori, è proprio questa, cioè andare a riaprire i rubinetti di quella legge per cercare di destinare questi soldi, questi fondi, a chi ha subito una frode ed è rimasto senza una lira, senza nulla. E abbiamo anche avuto, purtroppo, bisogna ricordarlo, numerosi suicidi, ipotesi tragiche, casi limite. Quindi ben venga, diciamo, il troncone processuale, perché bisogna accertare la verità. Però onestamente, come un'associazione dei risparmiatori, abbiamo sempre percorso la via del fondo, proprio perché abbiamo sempre inteso che è impossibile per tutti quelli che si sono costituiti parte civile avere un ristoro integrale. Dicevamo, diventa molto difficile. Insisteremo senz'altro con la politica, con chi ci vorrà ascoltare, per arrivare al risultato, insomma, che tutti quanti auspichiamo. Allora andiamo a vedere anche cosa hanno fatto. Hanno portato questa bara in regione, andiamo a vedere a Venezia e poi commentiamo questo servizio. La bara del risparmio tradito sulla piccola imbarcazione bianca a Venezia, che dalle 9 del mattino da Piazzale Roma si dirige verso Palazzo Ferrofini, una via crucis con tanto di funerale del risparmio truffato, dicono i presidenti delle associazioni dei risparmiatori del crack Banche Venete. Obiettivo: ottenere un aiuto dal Consiglio regionale Veneto per un nuovo fondo ristoro integrale. Abbiamo individuato i 3 miliardi, ulteriori 3 miliardi di conti dormienti, quindi non soldi pubblici, che sono là fermi. Siccome è vero, è stato fatto un fondo che però era pieno di insidie, e quei pochi che hanno, diciamo, ricevuto l'indennizzo, in sostanza hanno ricevuto un 2% degli interessi. Sono le 10, la bara resta fuori in Calle del Pestrin. Alle 10.05 la speranza di ottenere il sostegno del Consiglio regionale si spegne. In breve per loro l'ingresso è vietato. Ne nasce un'accesa disputa. Riferisco in aula che dei privati cittadini che hanno fatto una legittima protesta, cioè qui in Veneto non si può nemmeno protestare dopo lo scoppio delle banche. Il consigliere Arturo Lorenzoni, PD, a fare da tramite iniziale. Lui è uno dei consiglieri firmatari dell'interrogazione presentata nei giorni scorsi a Consiglio e Giunta regionale per capire quali le azioni messe in atto fino ad ora a tutela dei risparmiatori traditi.
per cercare di recuperare quei soldi e di aiutare queste associazioni. Sono veneti che sono stati truffati da coloro a cui avevano posto la massima fiducia, cioè il loro denaro. Nel frattempo, fuori dal palazzo gli animi si accendono. A dare manforte ai portavoci dei risparmiatori anche Gio Formaggio, consigliere veneto di Fratelli d'Italia. L'interesse è trasversale. Sì, il risparmio è trasversale, nel senso hanno perso tutti i loro averi, sia gente di destra che di sinistra, quindi non vedo balcanizzarsi su questioni politiche. Se il governo, la regione, i comuni, chiunque può dare una mano a questa battaglia, che è una battaglia di dignità. Niente da fare, non si entra in Consiglio regionale Veneto e già ci si prepara per la marcia su Roma, dritti dritti verso il governo, anche qui con tanto di bara al seguito e non soltanto. L'appello di Federcontribuenti ai risparmiatori. Se non tornate giù in piazza e ci date una mano a spingere che il governo si muova, date partita persa, cioè chiuso così, non vedrete il becco di un centesimo. Qua ti voglio, la partecipazione è là il grande problema. Chi andrà, chi farà? Perché io anche all'ultimo referendum uno poteva votare quello che voleva, non votare, però partecipare era fondamentale, la partecipazione. Poi ognuno può fare quello che vuole. Invece vedo questo popolo italiano. Minovò combatta qui al nord, dall'altra parte si gira da un'altra parte tanto, e le voci che io sentivo erano: tanto Mirella cosa cambia? Chi è che mi aiuta a me? Chi è che mi aiuta? Nessuno, e ora tanto vale. Cioè sono discorsi che risenti da nord a sud, a est a ovest, e qualcuno lo sa benissimo chi siamo, perché non siamo come la Spagna, come la Francia. Noi subiamo, massimo se poveri sindaci, ecco gli unici che vengono fermati per strada, cioè passa l'onorevole, aiuto, aspetta, l'onorevole, se paga qui i nostri l'onorevole, tanto per capire ecco, da dove vengono questi stipendi, ma soprattutto quando ci sono problemi così delicati, sindaco, la politica unita, perché giustamente, come diceva anche Gio Formaggio, i truffati sono di destra, cioè non è che abbiano un colore, cioè dovrebbe unire le forze e avere la decenza di mettere sul tavolo la trasparenza dei numeri e dei conti, perché qualcuno avrà pur sbagliato, però cosa succede? Che questi grandi che ci sono nella terra hanno il prestanome. Vai a beccarli tu i patrimoni con i prestanomi, perché cioè, abbiamo fatto di tutto e di più. Allora abbiamo i prestanomi che non riuscirai mai a capire dove sono i patrimoni. Abbiamo la prescrizione, siamo gli unici in Europa che ha la prescrizione fatta ad hoc proprio, perfetto. E chi è che paga le cose? Sempre le fragilità, quelli che non riescono a difendersi, perché le leggi sono quelle e non si cambiano. C'è la certezza della pena per quelli che hanno fatto questo? Non mi sembra, ma in nessun caso. Eppure tutti i partiti, il sindaco, dicevano la certezza della pena ci vuole. Ciao. Prego sindaco, cosa direbbe a queste persone che la stanno ascoltando, molti anche truffati a casa? Esatto, purtroppo questo è un tema che sicuramente va affrontato, ma io sono giovane e ci metto sempre il massimo impegno e penso sempre che chiunque faccia politica, soprattutto a livello locale, ma anche a livello regionale, lo considero veramente ancora a livello locale, si metta davvero in gioco per aiutare la gente. Perché tante volte uno dice fa politica tutto il giorno, non fanno niente. Non è esattamente così, no? Perché a volte non ci si rende conto di quanto invece le persone che si mettono in gioco per fare questo ci mettano il massimo impegno. Quindi io credo che dove si riesce ad aiutare sicuramente ci sarà il massimo impegno di tutti per poterlo fare. Chiaro che a volte le parti politiche fanno fatica a dialogare tra loro, un po' per orgoglio personale, un po' perché le idee sono diverse, però quando c'è in gioco così tanto, io sono sicura che alla fine davvero ci si metterà in un tavolo e si cercherà di trovare la soluzione, perché non si possono lasciare le famiglie sole in questo modo. Giulia da Venezia, poi andiamo in pubblicità. Vai Giulia. Sì Mirella, ciao, buongiorno a tutti, anche ai tuoi ospiti che hai là. Allora Mirella, prima che mi dimentico, volevo dirti che mi hai sentita fino adesso? Sì, sì.
Sì, che ti ho già dato il 5 per 1000, sai, ancora Grazie. dal 3 di aprile. Grazie, cara. Niente, volevo dire, Mirella, che quello che è successo con questi poveretti delle banche è proprio una vera e propria vergogna. Io, Mirella, non mi ricordo più il nome di quello che hai anche aiutato, poveretto, un straniero che ha lavorato qua in Italia, che ha perso tutto, che ha protestato, che poi lo hanno mandato via, voleva andare dal Presidente della Repubblica. Ecco, è veramente una vergogna, Mirella, perché guarda, non si è mai capito neanche dove sono andati questi soldi, perché se volessero lo sanno, perché non si sposta niente che non sappiano. Anche il Veneto dovrebbe mettere di più come si dice, per restituzione di questi soldi, perché questi poveretti qua, guarda, sono là a Venezia con questa cassa, poi dovranno ma non è una vergogna comportarsi così? Perché, Mirella, potevano mettere meno per Cortina, il ponte di Messina. Mirella, non arrivo più a fine del mese neanch'io, perché con tutte quelle cure che ho fatto me le sono pagate tutte, Mirella. Guarda che non ti danno niente, e se prenoti una visita c'hai per il prossimo anno, per il 26. Noi siamo diventati un numero, Mirella, e siamo nelle loro mani, perché adesso con quello che sta succedendo, Mirella, se bombardano il nucleare, se scappa quello, siamo a posto. Le mie figlie si sono ammalate tutte e due di tiroide quando c'è stato il Chernobyl là. E allora, Mirella, giocano con le nostre vite. Ti ringrazio, Mirella, per tutto quello che fai col tuo banco, e che oggi ce l'hai anche aperto, e vi saluto, vi auguro una buona giornata a tutti. Ciao, Grazie, cara Giulia, Mirella, ciao. grazie per tutto, ma come Mirella ce ne sono tante associazioni che stanno veramente cercando di mettere delle pezze per aiutare queste creature che da solo non ce la farebbero di sicuro. Grazie Giulia, andiamo in pubblicità. Allora, Martin, cosa abbiamo visto questa tradotta in rosa? Beh, visto che oggi stiamo parlando comunque di problemi, diciamo che i problemi poi si risolvono anche con la solidarietà. Noi organizziamo come Consorzio Bosco Montello e come Comune di Volpago del Montello la tradotta in rosa e azzurro. Se avete visto, le persone che vengono a questa nostra manifestazione hanno le magliette rosa e azzurre. La manifestazione è volta a raccogliere fondi, vedete qui la foto, che è molto suggestiva, per la LILT, che per la lotta ai tumori, sia femminili che maschili. Quest'anno siamo alla 5ª edizione, speriamo che anche la vostra trasmissione ci aiuti a far arrivare nuove persone. Diciamo che la manifestazione è voluta dal Comune di Volpago e Montello, si svolge nel Comune di Volpago e Montello, c'è ovviamente l'ufficio servizi sociali e l'assessorato ai servizi sociali che è in prima linea per questo evento, ma tutta l'amministrazione è coinvolta. Diciamo che ha una valenza oltre che sociale, perché raccogliamo fondi per la LIT. Ricordiamo che l'anno scorso sono stati raccolti più di 13.000 euro e con quei soldi abbiamo acquistato un mezzo e l'abbiamo poi donato alla LIT di Treviso. Quest'anno speriamo di arrivare a questi numeri e poi la LIT ci dirà di cosa ha bisogno. Diciamo che ha anche una valenza un po' turistica, nel senso che la tradotta in rosa si svolge proprio nel percorso della tradotta, che è una ciclopedonale diventata ormai famosa nel nostro territorio,
per la parte sud e poi nella parte nord si va nello Stradone del Bosco che anche questo è molto turistico perché fa parte della Monaco Venezia. La Monaco Venezia passa per il Montello e passa per Volpago, quindi tutte le persone che verranno a camminare, oltre a fare solidarietà e a far beneficenza, perché poi tutto il ricavato andrà a ricordo per la Lilt, potrà anche visitare un territorio bellissimo, quindi la Tradotta, lo Stradone del Bosco, il Montello. Quest'anno ci sarà anche una piccola deviazione in una villa, in una barchessa, quindi 1 chilometro si farà anche nel parco della barchessa, quindi cerchiamo sempre di dare novità. Queste manifestazioni, lei Mirella so che è molto affezionata alle associazioni di volontariato, non si farebbero se non ci fossero la protezione civile, se non ci fossero gli alpini, se non ci fosse il volontariato di queste associazioni. Io non voglio ringraziare nessuno perché se no dimenticherei qualcuno, c'è Elita che è una ragazza che ci sta dando una mano incredibile perché la manifestazione vada bene, noi ci contiamo, siamo entusiasti, ripeto la 5ª edizione, faremo musica anche fino a tardi, cerchiamo che le persone che vengono alla Tradotta in Rosa dalle 5 di pomeriggio, inizieremo con della zumba, con dei balli per le ragazze, per le donne che vogliono cimentarsi, poi ci sarà la passeggiata, alla fine ci sarà DJ, panini, birra a fiumi per tutti, divertimento, perché non possiamo sempre parlare solo di cose brutte e di tristezza, quindi chi viene alla Tradotta in Rosa passerà una bellissima giornata e farà solidarietà, ricordo per la Lilt, noi tutti i soldi, ma proprio tutti verranno dati alla Lilt. Allora mi fa piacere perché se non ci fosse il mondo del volontariato, anche in questo caso non ci sarebbero queste cose, questi aiuti a queste associazioni importantissime che stanno cercando di salvare anche queste donne con questi tumori al seno che veramente stanno diventando molto preoccupanti, soprattutto attenzione con la pillola del giorno dopo, avete sentito gli esperti che ho avuto, attenzione prima di prenderla, consultate veramente i medici, i ginecologi perché non ne veniamo fuori, ecco, sono ragazzine che devono veramente fare prevenzione con i loro genitori su quello che è il loro corpo, assolutamente attenzione. Allora grazie Martin. Sindaco, come ci saluta? Terzo, quarto mandato, secondo mandato, ci dice qualcosa? Ma io penso che il presidente Zaia sarà riconfermato per la candidatura al prossimo mandato e sinceramente glielo auguro, anche perché è una persona che davvero dedica tanto al nostro Veneto e abbiamo bisogno di persone come lui. Perciò più chiara di così, sentiamo anche come ci saluta il presidente Cavallari. Presidente. Un augurio a tutti che si possa ottenere finalmente il risultato che tanto abbiamo cercato, che è quello di ristorare tutti i risparmiatori veneti delle perdite subite, e quindi incrociamo le dita e speriamo in bene, speriamo nell'aiuto anche della politica che faccia cassa di risonanza anche assieme ai giornali, e ovviamente speriamo molto nella partecipazione della gente che ci supporti, ci dia un aiuto, ci dia una mano. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Questo ospite si presenta da solo questa mattina. Chi sarà mai Antonio Benci? Prego, si presenti. Bella domanda. Chi siamo noi? Chi è? Che associazione rappresenta? Io rappresento un'associazione che si chiama Care to Action, che è nata nel 1991 per dare un supporto all'istruzione di bambini abbandonati in India. Da allora noi abbiamo coinvolto più di 15.000 persone in queste nostre attività nel sud dell'India, gran parte nella regione Veneto, perché noi siamo nati a Venezia da un gruppo di amici veneziani, e il nostro obiettivo è sempre quello di garantire l'istruzione di qualità a tanti minori, bambini abbandonati, bambini di strada, bambini che hanno delle famiglie
che si dice in termini tecnici disgregate, cioè famiglie che non riescono a provvedere alla normale istruzione, che vuol dire mandarli alle elementari o alle medie. Questo lo abbiamo fatto con il sostegno a distanza, con progetti che hanno coinvolto moltissimi di noi e che hanno comportato che in questi 35 quasi anni di storia noi abbiamo mandato a scuola circa 22.500 bambini e ragazzi, con la filosofia che non è che li portiamo fino alla terza media, noi cerchiamo di portarli fino all'università. E da questo, diciamo, principale focus, principale obiettivo siamo nati, però ci siamo, tra virgolette, evoluti con altri programmi, quello di inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto per le ragazze, progetti per le donne, perché naturalmente questi bambini hanno delle mamme che molto spesso hanno delle situazioni in India molto difficili, e quindi progetti di inserimento sociale, progetti di dare loro degli strumenti di lavoro per permettere di avere un'autonomia economica, che vuol dire poi anche autonomia personale. Programmi in alcune comunità marginalizzate. Cosa vuol dire comunità marginalizzate? Vuol dire di quelli che noi conosciamo essere intoccabili, quindi sono visti un po', diciamo così, in modo dagli altri come diversi, comunità tribali dove abbiamo costruito una scuola grazie all'ascito di un insegnante padovano. Insomma, abbiamo allargato un po' il raggio e lo spettro d'azione. Cercato di aiutare le fragilità anche con la cultura, che non è cosa da poco. Certo, perché alla fine qual è la sostenibilità del progetto? Oggi va di moda la sostenibilità. Cosa vuol dire sostenibilità? Che non possiamo sempre dare, ci deve essere un modo per cui quello che tu supporti sia autonomo. La sostenibilità principe di tutto è l'educazione, l'istruzione, quindi la possibilità con la scuola di avere una formazione personale, di poter entrare nel mondo del lavoro, di essere delle persone libere. E di avere la dignità di esistere. Allora saluto Maria Dolores Secco, scrittrice, libro Razzismo. Allora Maria Dolores, perché questo libro? Io dico sempre che c'è ancora il razzismo, ce l'abbiamo anche qui noi nel Veneto, lo dico, me l'hanno detto anche i ragazzi delle scuole che ho avuto ospiti, qualcuno mi dice che non è vero assolutamente, cosa dico, invece lo vedo e lo sento anche da questi ragazzi che se voi li ascoltate loro dicono la verità, quello che vedono e quello che sentono. Allora, perché questo libro, Maria Dolores, e secondo te cos'è il razzismo nel 2025? Dove lo troviamo il razzismo? Prego. Il 2025, io nel mio ultimo libro, Figli della Cenere, che è un distopico che a breve uscirà, parlo e rivedo quella che è l'Olocausto in chiave moderna, perché effettivamente la storia si sta ripetendo. Purtroppo il razzismo oggigiorno è nelle più piccole sfumature, per cui non è più solo una distinzione di razze, ma anche di classi sociali e di genere, e quindi è molto più sottile di prima, cioè non è solo l'etichetta tu sei di un altro paese, è anche solo semplicemente il modo in cui ti vesti, il modo in cui pensi, che porta a ricevere discriminazioni. Molto chiaro, e ti ringrazio Maria Dolores. Andiamo a vedere anche questo video, manifesto della comunità, che ha portato Antonio Benci per capire quello che ha detto, ma vediamo anche con i video. Manifesto di una comunità di persone che vivono insieme, dove gli spazi e le emozioni sono intrecciate in un unico filo. Manifesto di un senso di appartenenza, di un sentimento di aiuto reciproco, dove la quotidianità si affronta rimanendo uniti. Manifesto di condivisione di valori, di una storia comune, di memorie e momenti che rendono i rapporti fatti perdurare nel tempo. Manifesto dell'impegno a migliorare e migliorarsi per offrire alle generazioni future una nuova vita lontana dalle ombre del passato e del presente.
Manifesto delle comunità dell'India, relegate ai margini del successo e delle narrazioni. Gruppi di donne e uomini dimenticati dalla società e dal potere, ma che con forza e speranza guardano uniti al futuro, per offrire a se stessi e alle prossime generazioni un domani ricco di possibilità. Allora, questo video fa capire ed avere la sensibilità di comprendere cosa vuol dire accoglienza, cosa vuol dire aiutarsi, stare assieme, cercare di contribuire anche per mangiare qualcosa tutti assieme. Forse è quello che abbiamo perso noi, il senso di comunità, il senso del cortile, non conosciamo neppure il vicino, neppure quello del pianerottolo, facciamo fatica a socializzare, chiudiamo sempre, ci recintiamo, muri alti, giardini tutti. Ma cosa sta succedendo, Benci, secondo lei, in questa Italia, dove è un'Italia che ha visto le migrazioni in maniera consistente, dove ha provato sulla pelle quello cosa vuol dire la miseria, non la povertà, non aver niente, i nostri bisnonni, trisnonni lo sanno, eppure sono ancora quelli ancora diversamente giovani che si sono più chiusi ancora di più, il diverso fa paura. Prego, Benci. Beh, è un tema affascinante, anche abbastanza complesso e che ci porterebbe lontano. Io posso dire che in effetti quello che io riscontro in India è che ci sono tanti problemi, ma la socializzazione non manca, nel senso che c'è un sentimento di conoscenza reciproca che è determinato anche dalla limitatezza delle possibilità che si hanno. Quindi può essere che il paradosso sia che più uno ha e più si chiude in se stesso e meno cerca di avere un incontro con l'altro. Certo, negli ultimi tempi anch'io riscontro questo nel paese in cui vivo e che insomma è quello che io amo, perché è dove sono nato e dove voglio vivere. Credo che ci siano però delle sacche di resistenza, potremmo chiamarle così, perché comunque è vero che c'è una visione, come dice lei, di chiusura in se stesse, di timore verso l'altro, ma ci sono anche tante realtà, tanti gruppi, tante situazioni, e io lo vedo anche chi ci dà un supporto a una causa come la nostra, che è lontana, perché noi sostanzialmente diamo un supporto a 10.000 chilometri di distanza, tra l'altro in un paese che oggi gode la stampa di essere un paese in grande crescita economica, anche se 1/3 dei poveri al mondo vive lì. È un paese che viene chiamato Stato o paese, ma è comunque ha più abitanti del continente africano o del continente americano, e è il triplo degli abitanti del continente europeo, quindi non è un paese, è un continente. E quindi io lo vedo in molte situazioni in cui effettivamente quello che viene fuori è l'uomo, cioè la dimensione e la sensibilità di ognuno di noi, che va anche al di là e al di fuori di quello che è, anche qui bisogna usare un termine un po' diciamo così tecnico, il mainstream, cioè il clima culturale che viviamo giorno dopo giorno. Per cui anche un supporto a chi è lontano, anche un ascoltare un video di 1 minuto che parla di una cosa che tu conosci, è una forma di io ci sono anche per chi non vedo, non conosco, è al di fuori del mio pianerottolo, al di fuori della mia bolletta da pagare, al di fuori di quelle che sono le 1000 sfide quotidiane che ci fanno perdere un po' di vista un pensiero collettivo. Perché Benci ha deciso di fare questo e su un continente così lontano? Ma allora, io sono in Care to Action da 22 anni, quindi diciamo che è una vita, perché sostanzialmente, però come spesso capita, è tutto nato per caso, nel senso che io ho incrociato la persona che ha fondato questa associazione, che ci ha lasciato 10 anni fa e che mi ha coinvolto e convinto. Da lì poi è nato il primo viaggio in India nel 1999, e l'India
l'India, per quanto abbia molte sfumature incomprensibili, o forse anche proprio per questo, è un paese che tra virgolette ti ammala, nel senso che, o ti ammalia, nel senso che effettivamente trovi un'energia e una positività anche nelle situazioni più drammatiche, che via via in questi 23 anni ho visto, come dicevamo prima, un po' perdere qui. E pertanto quello che io faccio mi fa sentire non di certo ricco, ma sicuramente utile, e quindi è il mio posto al mondo. È gratificante aiutare queste creature che veramente, se non ci fossero queste associazioni di volontariato, e lo dico sempre, non so che fine farebbero. Per fortuna che c'è il volontariato calpestato, denigrato qui in Italia. Dobbiamo girare col commercialista e l'avvocato per fare i volontari. Capite che ce n'è da discutere fino a domani. Allora, Maria Dolores, come commentiamo questo video che abbiamo visto, questo volontariato che sta cercando di dare dignità a queste creature che da sole non ce la farebbero, non avrebbero nessun futuro, assolutamente. Prego, Maria Dolores. Microfono. Allora vediamo il secondo video, intanto che sistemiamo il microfono di Maria Dolores, il secondo manifesto della donna. Manifesto di una donna che nasce in un mondo difficile, che non ha scelto, ma con la voglia di scoprire cosa c'è oltre i muri, che si trova ad affrontare ogni giorno. Manifesto di una donna che cresce, che scopre la vita e le sue passioni, che vede un sogno davanti a lei e percorre con speranza e determinazione il suo cammino, consapevole della sua forza. Manifesto di una donna che vive e crede nella realizzazione di sé, che riscopre il valore di sentirsi utili e costruire con le proprie mani un futuro per sé e la sua famiglia. Manifesto di una donna che ha già percorso tanto e ha capito che l'amore e la cura sono gli strumenti più potenti della vita per lasciare in serenità un mondo migliore di quello in cui è cresciuta. Manifesto delle donne dell'India, motore indiscusso della comunità, simbolo di passato, presente e futuro, così preziose e così fragili, da sostenere nel loro passaggio, denso di insidie, a donne indipendenti. Allora Benci, un altro servizio, avete visto la bellezza, la dignità, come si preparano, come vestono, questi colori, il sorriso che manca a noi, perché per quanto male stiamo non ci rendiamo neppure conto. Ecco, voi sapete che vi ho raccontato, lo dicevo anche a Benci, che ho ospitato Tara Gandhi grazie al presidente, al già presidente Dino De Poli della Cassamarca di Treviso all'epoca. E lei mi ha detto: ma vi rendete conto che voi schiacciate un bottone e avete la luce, aprite un rubinetto e viene l'acqua, ma vi rendete conto cosa avete voi? Ecco, ci rendiamo conto di quello che abbiamo, Benci? Sì e no, nel senso che, dicevo appunto prima, i primi anni in cui andavo in India era normale, in una città di 2 milioni di abitanti, che tra le 2:30 e le 6 di sera non c'era l'energia elettrica, perché avevano dei problemi enormi a proposito dell'elettrificazione. L'acqua non si poteva assolutamente, ma neanche adesso, quella di rubinetto è un po', diciamo, a rischio, e l'India effettivamente ha fatto dei passi da gigante in questo ambito, in questo settore, per quanto riguarda appunto le infrastrutture e quant'altro. Ma posso citare un esempio drammatico. Durante il Covid nel 2021 noi abbiamo fatto una campagna di supporto, perché loro si sono trovati nella seconda ondata in una situazione drammatica perché non avevano ossigeno negli ospedali. Mi è capitato, dopo questa campagna, dopo questo fatto che mi ha molto colpito,
di tornare in un ospedale italiano e vedere la bocchetta ossigeno, per cui per noi è semplicissimo, basta attaccare un tubo, diciamo così, e quindi quello è qualcosa che ti fa capire la distanza che c'è e che alcune cose effettivamente sembra un luogo comune, ma ne capisci e ne assapori anche l'importanza quando non le hai più, un po' come la salute, no? Cioè stai bene, ti senti bene, non lo cogli, ma nel momento in cui ti senti meno bene allora dici beh, stavo bene prima. Andiamo a vedere un altro video, che sono molto importanti i video che ha portato Benzi, manifesto della comunità. Bambino. Manifesto di un bambino che ride, in un mondo colorato attorno a lui. Posto di luce e meraviglia da scoprire, ma anche di ombre da scacciare, con la stessa gioia per la vita. Manifesto di una bambina che vive, che cerca il sostegno delle amiche, sognando un percorso assieme a loro, per condividere un giorno le gioie di essere grandi e cambiare finalmente il proprio futuro. Manifesto di un bambino lasciato troppo presto in balia della vita, che ha dovuto crescere in fretta, ma coltiva dentro di sé la speranza di vivere un domani migliore. Manifesto dei bambini dell'India, testimoni di un presente difficile, eppure portatori sani di felicità, fulcro di speranze e sogni che vale la pena coltivare, motore di cambiamento per il futuro che meritano. È ritornata Maria Dolores Secco, ecco, vediamo se la vediamo, non so se è riuscita a vedere i video. Maria Dolores, l'hai visto, di questi bambini sorridenti, felici, non hanno niente, meno di niente, cioè niente è una cosa grande. Ecco, si parlava appunto prima di questi termini terribili, ecco, di razzismo, ma razzismo vuol dire guerra, vuol dire distruzione, vuol dire veramente disperazione, la vediamo anche in questi giorni. E chi ne paga le conseguenze? La povera gente, le famiglie, la comunità, sono loro, perché tanto poi gli altri prendono gli aerei e si spostano, vanno in Russia, vanno in America, ecco, strapieni di soldi. Come funziona allora? Ma è possibile che non riusciamo a capire che siamo tutti manipolati? Prego. Guarda, secondo me noi dovremmo ricordarci che siamo cittadini, è una frase fatta del mondo. Quindi ricordarci che siamo tutti uguali e sostenerci e aiutarci. E mi è piaciuto tantissimo il video dei bambini, perché adesso io sto intraprendendo un progetto di sensibilizzazione a quella che è l'educazione affettiva dei bambini tramite dei libri per bambini, e ne ho scritto uno che si chiama Arlo e il fiore della luna, e praticamente con questo orsetto che si chiama Arlo voglio affrontare tutte le tematiche che un ragazzino, un bambino può trovarsi ad affrontare di difficoltà emotiva, familiare, un lutto e anche razzismo attraverso questi libretti, perché secondo me sensibilizzare, il senso di comunità, aiutare a fare anche questo, cercare di contribuire in maniera positiva perché le cose cambino in meglio, volgano in meglio. L'individualismo non porta nulla di buono. Tutto quello che si dovrebbe anche capire, di iniziare anche a fare comunità, perché più tutti assieme mettiamo la goccia diventa importante, diventa un torrente, un fiume, diventa un mare, diventa un oceano, e bisogna vedere chi ha voglia di mettere quella goccia, perché adesso io inizio a sentire tutti vogliono soldi, tutti vogliono aiutare, tutti hanno problemi, però come facciamo? Eppure Benzi è la dimostrazione invece che ci sono tante persone, e non pensate che le donazioni arrivano da chi ha tanti soldi, forse arrivano proprio da quelle persone che hanno meno, che però hanno sempre la forza di dire dentro di loro devo aiutare anche qualcun altro, e sono le piccole donazioni che permettono questo. O sbaglio, Benzi? No, non sbaglia per niente, perché sì, in questi tanti anni ho avuto la possibilità anche di toccare con mano molti casi anche
commoventi di persone che effettivamente avevano fatica ad arrivare alla fine del mese, che però si facevano un cruccio ideale di, tra virgolette, non abbandonare il bambino sostenuto a distanza, piuttosto che la donazione per il progetto che avevano scelto. Quindi è una sorta appunto di impegno morale che uno decide di fare oppure no, e quello è un qualcosa che viene da te, non dal portafoglio. In esse c'è l'intenzione di sentirsi parte di una realtà, perché alla fine non è un nome messo a caso associazione, cioè noi abbiamo una causa, ci sono migliaia di associazioni in Italia che ognuna ha le sue specificità, ma che con non solo chi ci lavora, ma anche chi ci fa volontariato, ma anche chi le tiene in piedi con le donazioni, sono delle comunità sostanzialmente, sono dei gruppi che hanno una visione comune, e questa è una delle caratteristiche importanti del nostro paese, appunto il numero di associazioni che ci sono, il numero di volontari che danno il proprio tempo negli ospedali piuttosto che in altre realtà, e quindi questo è un patrimonio che è molto particolare e specifico del paese Italia, che non va assolutamente disperso. Questa cosa convive con quello che dicevamo prima, cioè con forse una specie di paura serpeggiante, un timore che ci fa essere un po' chiusi nel proprio guscio, però accanto a questo ci sono i gruppi, le realtà, le forme di aggregazione, anche online, no? Perché oggi insomma certo. Siamo in un momento, una fase storica diversa, quindi queste cose convivono, per cui effettivamente la realtà è sempre complessa da decrittare, da definire, probabilmente non è definibile. Allora, Maria Dolores, quello che però anche tu cerchi di far capire l'importanza dell'affettività anche attraverso i libri, la bellezza di leggere un libro che ti intrighi, per i giovani non sempre facile, perché a 4 anni gli mettono in mano questi smartphone, cominciano già a cliccare, a 6 anni lo sanno adoperare meglio dei genitori, perché a furia di schiacciare riescono ad andare avanti, e soprattutto capire cosa vuol dire leggere l'affettività, dove tu stai puntando adesso, leggere un qualcosa che ti intrighi, che ti faccia riflettere. Un libro può fare questo, la lettura può fare questo. Prego Maria Dolores. Sono estremamente convinta che purtroppo io mi occupo prevalentemente, tu lo sai, di violenza di genere. Però io sono estremamente convinta che purtroppo ad oggi manca quella che è un'educazione affettiva, cioè noi dobbiamo partire proprio dal principio, perché c'è proprio una mancanza totale di educazione all'affettività, di sensibilizzazione a queste, aspetta che mi metto un attimo bene, a queste tematiche. E quindi noi, se partiamo subito, fin da piccoli, abbiamo più risultati. Rispetto all'anno scorso, io mi occupo appunto di parità di genere e di violenza di genere, soprattutto c'è stato un calo drastico, importante dei femminicidi, per esempio, perché l'anno scorso sono stati a fine anno 113, invece in questo semestre c'è stata una riduzione molto importante rispetto all'anno scorso. Vuol dire che informare, parlare, scrivere, denunciare e far leggere ai ragazzi giovani, io ho fatto il percorso all'interno delle scuole col libro 9 volte me, di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e di tutte le sue sfumature, possa quantomeno, e non dico che è merito mio, ma comunque l'informazione in generale che viene data da persone come me su questi argomenti può sensibilizzare. Poi purtroppo succede il fenomeno ancora importante, come è importante il fenomeno del razzismo, come sono tante cose che non vanno bene, però se noi cominciamo nel nostro piccolo a lavorare sulla
quello che è poi il nostro futuro, le future generazioni, c'è una possibilità concreta di cambiamento e noi dobbiamo farlo, è la nostra responsabilità farlo, perché comunque i nostri figli vivranno il mondo che abbiamo un domani. Se non vogliamo che si trovino nella nostra stessa situazione, dobbiamo lavorare per rendere il loro futuro migliore. La sentenza omicidio Dezen a Maser e poi la commentiamo. Andiamo a vedere questo servizio. Niente potrà ridarmi indietro mia madre. Rispetto però questa sentenza, tu che cosa pensi? Non sono soddisfatta. Perché? Sono troppo pochi 14 anni. Amareggiata, con il cuore spezzato, parla la figlia Aurora Dezen, presente in aula per ascoltare la sentenza nei confronti del padre. Non riesce a perdonare chi le ha strappato la mamma. Rabbia, dolore, tante cose. Se pensi a tua mamma? Le avevo giurato di darle giustizia, però non come, pensavo molti più anni, una pena un po' più severa. Aurora lascia il tribunale con il peso di un dolore che non l'abbandona. Il padre Sergio Dezen, 76 anni, è stato condannato a 14 anni di carcere grazie alle concessioni delle generiche prevalenti sulle aggravanti, 4 anni in meno rispetto a quanto richiesto dal pubblico ministero Gabriella Cama. Si è concluso così il processo di primo grado nei confronti dell'anziano reo confesso che la mattina del 24 settembre del 2023 accoltellò a morte la moglie Emanuela Bittante, invalida allettata a causa di una grave malattia. L'uomo, nei cui confronti è stata applicata una provvisionale di 100.000 euro, il risarcimento del danno avverrà in un distinto procedimento civile, è stato inoltre dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, interdetto legalmente per tutta la durata della pena ed è anche stato escluso dalla successione della vittima. Le motivazioni saranno pubblicate entro 90 giorni. Il difensore di Dezen, l'avvocato Sabrina De Rossi, si è riservata di leggere la sentenza prima di prendere ulteriori decisioni. Diciamo che tutto sommato non è andata male. Il signor Dezen è perfettamente consapevole di quello che ha fatto e tra l'altro perché insomma si è consegnato immediatamente, ha confessato immediatamente, non ha mai chiesto permessi, non ha mai chiesto niente, quindi adesso ha scontato quasi 2 anni, insomma vuoi l'età, vuoi eventualmente insomma anche la rinuncia all'appello, ma insomma vedremo le motivazioni. Lui cosa ha detto oggi? Ma mi pare ancora un po' spaesato. Forse credo che abbia bisogno del tempo per elaborare. Non voleva vedere la moglie soffrire, è quello che ha sempre ribadito il 76enne in questi anni. Lui dice che l'ha fatto per non vederla soffrire, appunto poi tra l'altro il signore aveva anche un cancro maligno, lui aveva visto morire i suoi genitori soffrendo molto e quindi lui probabilmente ha preferito questo che vederla soffrire, questo lui dice sempre. Poi si rende conto che non si fa, ecco, però alle volte bisogna trovarci in certe situazioni che erano sicuramente molto più grandi di lui. Allora, Maria Dolores, è difficile commentare, è difficile anche giudicare a mio avviso, però riflettere sì. Non è forse che c'è una solitudine, ed ecco qua la fragilità, che accompagna queste coppie, queste persone che da sole non ce la fanno a superarle. Perché un conto è parlare, un conto è vivere la realtà che tu hai. Questa coppia, lei gravemente ammalata, tutti i giorni, questo marito che non accetta più di vederla soffrire così dice lui, la figlia che non riesce neppure a pensare di perdonare, come avete sentito, questa pena è inferiore a quella che mi aspettavo, che non accetta che questo padre ha ucciso la madre, perché è la figlia, ma soprattutto la solitudine che c'era all'interno di questo uomo, che nessuno aiutava, nessuno, perché
È quello il grande problema, che non si investe nella famiglia e nelle fragilità, non è questo il grande. Io sono convinta che se questo uomo fosse stato aiutato, magari non si confidava più di tanto con le figlie, chissà. Sono problemi etici interni, ti tieni dentro tutto, poi all'improvviso salta il tappo e esplodi. Come commenti questo servizio? Tu che sai cosa vuol dire violenza di genere, questa donna che non può neppure difendersi perché è questo uomo che non ce la fa più e che uccide l'amata moglie con la quale ha diviso la sua vita. Allora, io penso che è difficile commentare un caso del genere, è molto molto difficile. Quando penso a un uomo che si occupa di una donna invalida, allettata, in questo caso un po' mi vengono in mente i casi di infanticidi che succedono, dove c'è una depressione, dove c'è appunto un qualcosa che non è stato segnalato, non è stato visto, non è stato compreso. Di certo è diversa qua la cosa, perché l'uomo giustamente da una parte dice sto male nel vederla soffrire, perché stai male nel vedere la persona amata soffrire, però ha scelto per il corpo di un'altra persona in maniera egoistica. Avrebbe la comunità e lui stesso avrebbero dovuto sostenere, chiedere aiuto, e forse non saremmo arrivati a tanto, anche se una coltellata cioè è un gesto molto, secondo me, duro, che nasconde rabbia solitamente, per cui è veramente difficile giudicare questo caso di per sé, proprio questo specifico, e mi trovo combattuta io stessa a livello emotivo nel pensare sia a quello che può provare giustamente la famiglia, la figlia, sia a quello che può aver provato il marito in questione e la moglie in questo caso. Quindi sì, mi trovo molto combattuta. Benzi? La solitudine, ecco, il tenersi tutto dentro, tanto chi mi aiuterà, non lo chiedo neppure, perché i messaggi che arrivano sono quelli, non abbiamo soldi, non abbiamo i numeri per poter aiutare, ecco, le figlie hanno le loro famiglie, le loro cose, vuoi che vada a raccontare cosa alle mie figlie? Però è un disagio psicologico che tu vivi 24 ore su 24 che diventa devastante se non hai un supporto psicologico di aiuto. Cosa ne pensa Benzi? Beh, come dice Maria Dolores, è una situazione in cui è difficile dare un commento, perché bisognerebbe conoscere tutti gli aspetti anche all'interno di una famiglia, se li si conosce in modo spesso superficiale. Mi verrebbe da dire sì, quello che dicevamo prima, cioè probabilmente la carenza di una rete sociale di salvaguardia che in alcuni casi c'è, in altri come questo non c'è, quindi potrebbe essere nato da lì, da una goccia che ogni giorno, e poi arriva il momento in cui non si riesce più, tra virgolette, a tenersi, insomma. Però giustamente, come diceva Maria Dolores, non puoi prendere le decisioni anche per un altro. Però sono discorsi facili da fare e difficili da calare nella realtà in cui si sono poi. È certamente un dilemma etico da un certo punto di vista, anche per chi ha la possibilità. Io non conoscevo il fatto, e vedendolo così da chitto hai tante sensazioni contrastanti. Noi in India ci troviamo moltissimi casi così, ma non sono, tra virgolette, così spiegabili. A volte ci sono delle situazioni veramente difficili da accettare, come il sopprimere la moglie perché così c'è la possibilità di avere un'altra dote, oppure situazioni per cui si vuole cambiare famiglia, oppure
situazioni disgregate dovute all'alcol o quant'altro, e quindi è una oppure come situazione... quelli pakistani che hanno ucciso la figlia perché non voleva sposare chi diceva loro, ma voleva sposare un ragazzo della sua generazione. Ecco, arrivare a uccidere la figlia perché non vuole sposare quello che hai deciso tu per lei. Ecco, però bisogna anche parlarne, riflettere, perché se mettiamo sempre la polvere sotto il tappeto, non ne andiamo fuori. Qui c'è un caso dove secondo me dal medico di famiglia ai servizi sociali dovrebbero essere proprio gli interventi principali, dove il medico di famiglia segnala questo caso, visto che ha letto i servizi sociali, e secondo me questa visita dovrebbe essere fatta, non dico quotidianamente, ma settimanalmente, da professionisti, per vedere anche a livello psicologico se questo uomo regge questa situazione, perché è facile dire ma cosa ha provato lui a vederla tutti i giorni in quello stato, e magari anche il pudore di chiedere aiuto, perché facciamo fatica anche a chiedere aiuto. Certo. Ecco, ci chiudiamo sempre noi stessi, o sbaglio, Maria Dolores? La cosa più grande che facciamo, ci chiudiamo, non diciamo niente a nessuno e viviamo questa realtà tra le mura domestiche che è devastante. Così vale anche per i femminicidi, la famiglia del Mulino Bianco che non esiste, li abbiamo sentite, li ho avuto ospiti, sevizie, ingiurie, disperazione. 13 anni prima ho avuto l'altro giorno proprio l'amica Laura che è venuta qui, le ho detto ma come hai fatto a aspettare 13 anni? Eppure succede, e tutti quando ci vedevano eravamo la coppia più bella del mondo. Prego Maria Dolores. Diciamo che non è facile per una vittima di violenza o comunque ammettere che c'è una difficoltà, che si vive una difficoltà, un po' per il senso di vergogna, un po' perché appunto di solito la vittima si trova in una sorta di dipendenza emotiva, dove appunto ci sono questi sbalzi di ti tratto male e poi ti tratto bene, e quindi c'è un love bombing e poi un atto di violenza, dove poi ci sono le scuse, per cui dopo tu arrivi a fare qualsiasi cosa per tornare al picco dell'amore, di quello che ti ha fatto star bene. Quindi è proprio una reazione chimica che ha la vittima, che hanno le persone a livello cerebrale, perché si alzano le endorfine e quant'altro. Quindi una parte è biologica, il fatto che non si riesca a denunciare è proprio una questione biologica. Dall'altra parte c'è sicuramente un senso di vergogna del fatto di essere considerate sciocche, di rimanere sciocchi, di rimanere in una determinata situazione, un po' te la sei cercata, che cosa hai fatto perché lui abbia reagito, lei abbia reagito così, sei sicuro di non essertela andata a cercare, gli hai mancato di rispetto, sei andato un po' fuori dalle righe, o magari hai l'amante, cioè qualsiasi cosa, ti mette un po' in allerta nel dire sì, magari io subisco violenza, sono vittima di violenza, e comunque anche lo sguardo che poi tu ricevi quando si scopre, perché io lo conosco bene perché esco da una famiglia disfunzionale dove eravamo vittime di violenza. Uscire dal guscio e ammettere sì, noi siamo stati vittime di violenza, e magari il padre era la persona più brava di questo mondo agli occhi esterni, ti mette tipo un cartello addosso, sono vittima, e la comunità si divide tra chi ti crede, tra chi non ti crede e chi ti prende addirittura in giro. Quindi non è proprio semplice, c'è questa paura, ma perché appunto non c'è un'educazione nella, come dicevi tu, nel sostenere le vittime, o comunque non c'è un'educazione proprio a livello affettivo nella comunità su come reagire, su come supportare quelle che sono le vittime.
Però Maria Dolores, anche gli ultimi femminicidi che abbiamo assistito, ma non tutti, ma in buona parte, c'è sempre l'ultima possibilità che dai a questo uomo di incontrarlo, di salire in macchina, di farlo salire in casa. Eppure l'informazione dovrebbe essere arrivata da tanto, perché ne parliamo, ne discutiamo, attenzione, se lo incontrate, incontratelo con qualcuno, mai da soli, non lasciate la porta aperta, anche l'ultima volta. Perché si fa così fatica a capire che è un nemico a tutti gli effetti? Perché lo sai che è un nemico, non puoi dire che non lo sai, perché l'ultima possibilità, ti prego dammi l'ultima possibilità, ci incontriamo l'ultima volta, e ci cadono, Perché? Come mai? Ma siamo proprio così, parlo in generale naturalmente, così fragili dopo tante violenze, tante frustrazioni, ancora di non accettare che hai di fronte un delinquente nel vero senso della parola? Perché appunto, come ti dicevo prima, un fatto è proprio a livello biologico, ricerchiamo quella sensazione che ci ha fatto star bene. Dall'altra parte ci sembra impossibile che una cosa del genere possa succederci. Cioè, noi siamo abituati, non so se capiamo la narrazione che c'è dietro i femminicidi, quando noi apriamo un giornale e leggiamo le notizie dei femminicidi, vediamo costantemente la foto della vittima abbracciata al proprio carnefice, dove la chiamiamo amore folle, raptus d'amore. Ci sembra una cosa così distante che a noi non può succedere. Poi dopo c'è la questione, che è anche molto social, del all men, ok, e ci si offende, però effettivamente se noi guardiamo quasi moltissime donne, se non tutte, una violenza anche solo a livello verbale l'hanno vissuta, quindi diciamo non c'è un'educazione fatta bene e ci sembrano cose distanti. Il pensiero che è stato fatto un reportage nelle scuole italiane, ok, 2 anni fa, e diceva che il 30% delle ragazzine, ok, considera una sberla data in un momento di rabbia non una violenza. Per cui capiamo, siamo ancora molto distanti da quella che è la consapevolezza di che cosa sia la violenza e di che cosa ci metta a rischio. E quello che noi permettiamo è solo alla base, perché poi il femminicidio è il vertice della violenza, è proprio il culmine, ma prima di essere arrivati al femminicidio veramente ci sono tante cose prima: la violenza psicologica, la violenza verbale, la violenza fisica, la violenza economica. Il femminicidio è solo proprio la punta dell'iceberg, e però noi siamo così abituate ad accettare determinate cose e le prendiamo un po' in sordina e pensiamo siano normali, che a noi sembra quasi impossibile che si arrivi là e che possa succedere effettivamente a noi. Per questo si tende, poi una persona che per quanto ti abbia potuto fare del male, comunque magari ti è stato accanto 2, 3, 4, 5 anni, non te lo aspetti. Effettivamente fai fatica a pensare che tu sarai la prossima vittima di un caso così brutale, così brutto. Certo che detto da te è duro da digerire, lo sappiamo benissimo, ma non c'è quella forza di capire che forse dobbiamo dire basta. Ecco, continuiamo a credere, a fidarci di questa persona nonostante gli eventi che abbiamo subito. 1 più 1 dovrebbe far 2. Ecco, come uomo Benci, invece come uomo sensibile che cerca di aiutare, io dico sempre che noi abbiamo fatto il nostro dovere, lo facciamo tutte, quasi tutte, sempre,
è che dobbiamo lavorare su di voi, siete voi adesso che dovete mettervi in prima linea, siete voi che dovete parlare a questi uomini, a far capire l'importanza dell'affettività, la gentilezza, perché io veramente vedo molte donne ma pochi uomini, ecco, che cercano di dare il proprio contributo. Sì, si muove qualcosa ma non più di tanto. Come mai, Benzi? Beh, è una domanda molto complessa e io penso che, ritornando al discorso di prima, qualcuno fa fatica a pensare che una persona che ti ha amato possa anche sopprimerti. Quindi forse è lì il motivo per cui c'è sempre l'ultima possibilità, l'ultima... Io non... sarò forse controcorrente, ma non lo vedo come una cosa di genere, io la vedo come un problema culturale della società in cui viviamo, in cui paradossalmente il senso del possesso, della proprietà si è allargato, si è ampliato rispetto a prima e questo comporta in menti fragili una sorta di sovrapposizione tra la proprietà, diciamo così, di quello che potrebbe essere un bene finito, un oggetto, e la proprietà affettiva di una persona. Quindi io credo che sia connesso a quello che stiamo dicendo da un'ora a questa parte, cioè che c'è in atto da qualche anno un cambio di clima culturale nel nostro paese, ma direi quasi nell'Occidente, in cui la ricchezza spropositata è accettata culturalmente, in cui c'è una paura diffusa che ci fa rimanere nel nostro pianerottolo e quindi non incontrare l'altro, in cui diciamo supportare, sostenere qualcuno che è lontano è qualcosa che è al di fuori, perché noi dobbiamo supportare e sostenere solo chi ci è vicino, chi ci conosce, la nostra piccola realtà di quartiere. Tutte queste cose sommate, l'utilizzo che diciamo prima, spropositato dei telefoni, dei cellulari, dei social, che ci creano un'affettività diciamo online e non più in presenza, perché i fenomeni aggregativi si stanno anche riducendo, e quindi questo credo sia qualcosa che, ripeto, in persone che hanno una fragilità emotiva, e poi alcuni insomma lo mettono in pratica dei comportamenti criminali, perché è sotto occhi di tutti, questo determina una situazioni di questo tipo, per cui l'impegno di prevenzione credo che sia quello di cercare di vivere meglio tutti assieme e vederci e conoscerci in maniera meno, diciamo, legata a degli stereotipi. Ma l'uomo riuscirà a fare questo, a capire che deve anche lui mettersi in prima fila, capire che il problema non riguarda solo la donna, riguarda la persona, perché noi continuiamo a dividere tra uomini e donne, invece dobbiamo parlare di persone. Esattamente. Persone che non vogliono farsi curare nonostante ci siano anche dei centri per recupero, fa fatica la donna ad accompagnarlo, quasi sempre la donna che lo accompagna, lui non ammette, dice che non è vero, di fronte anche all'evidenza, questa menzogna che non regge, questa giustizia, io non so come la vede Maria Dolores, ma siamo ancora molto lontani, quella che è la sicurezza della persona, della donna. Io dico sempre, e lo dico anche a Benzi, che ancora la donna che deve essere portata via dalla casa invece che l'uomo, cioè lei che deve lasciare la casa nel 2025 con i figli, andare in comunità invece di portare lui se ne sta tranquillo nella sua casa. Ecco, io dico anche alle nostre parlamentari: svegliatevi, perché non è possibile continuare in questa situazione. Ma come sono io dopo questi traumi che devo subire ancora un altro trauma, devo scappare senza neanche una gonna, un paio di scarpe, ecco, con tutto quello che ho, che non ho niente, con i miei figli, e lui rimane là. Ma perché non si va avanti? Non si riesce a capire che non è la panchina che mi fa riflettere, è il dopo panchina che non c'è, che è la sicurezza. Prego Maria Dolores. Io sono molto attristata da quelle che sono le nostre leggi e quello che ha fatto il nostro governo per quanto riguarda quella che è la violenza di genere,
perché sono stati tagliati fondi per cui, cioè, ai centri antiviolenza, per cui io dico ok, abbiamo inasprito le pene per quella che è la violenza di genere, che però io ci tengo a ribadire, sì, si tratta di genere, e non per andare contro al tuo ospite, ma perché effettivamente se esiste il termine femminicidio è perché succede alle donne, cioè, purtroppo, ed è brutto da dire, perché effettivamente siamo persone, ok? L'uomo e la donna sono uguali, hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri, le stesse libertà, però ancora oggi è la donna quella che ci mette. E non riesco proprio a comprendere perché effettivamente, lo dico veramente col cuore in mano, perché è una cosa che noto quando io stessa denuncio, quando io stessa prendo e creo un post, creo divulgazione, vado nelle scuole, parlo con i ragazzi, mi viene detto sì, però siete sempre qui a lottare per i diritti delle donne, ma anche noi abbiamo dei diritti. Ok, sì, è vero, anche l'uomo ha dei diritti, anche all'uomo vengono date delle mancanze, ma una lotta non toglie nessun diritto all'altra, e sarebbe bellissimo, ma veramente bellissimo, che a una manifestazione a tenere in piedi il cartello accanto a me ci fosse un uomo, perché veramente mi sentirei compresa. L'ha fatto Giulio Cecchettin, Maria Dolores. Giulio Cecchettin sta cercando di fare questo come uomo, come genitore di questa figlia massacrata da questo ragazzo. Lui si è messo in prima linea, bisogna vedere quanto reggerà e se avrà il seguito che tutti noi auspichiamo, che anche queste figure maschili, queste persone si avvicinino a questo tema e ne parlino tutti assieme, perché io li sento solo parlare di sport, di calcio, noi invece parliamo di tutto quando ci contiamo. Io non sento mai, io non so, sono io che sono sfortunata, io li sento sempre parlare di cose belle, di quello che gli interessa, ma i problemi della famiglia che magari abbiamo il coraggio di affrontare noi, loro non lo tirano fuori, se lo tengono dentro. O sbaglio? Benci, cosa dice, indipendentemente dall'associazione che rappresenta come uomo? Sì, noi sono assolutamente d'accordo con Maria Dolores, è importante che se ne parli ed è importante che ci siano anche degli esempi. E questo però è importante perché viviamo in un mondo in cui tutto è comunicazione, quindi quello che dicevamo prima, che ci stiamo rincorrendo lungo tutta la durata, quello che ha senso è quello che ci arriva comunicato, quindi va benissimo Cecchettin, vanno benissimo le manifestazioni, vanno benissimo tutto quanto ci permette di ricevere questa cosa, per cui è un tema che non viene disconosciuto, cioè resta nell'agenda di tutti noi. È importante che accanto a questo ci sia, forse sarò un po' novecentesco io, la manifestazione di piazza, l'incontro alla sede circondariale o al bar, invece che parlare della Gazzetta, incontrarsi per queste cose, il circolo di amici, cioè le relazioni, i gruppi che non si mandano dei WhatsApp ma si incontrano di persona e ci ragionano, e molto spesso ragionano su cose che arrivano dagli organi di comunicazione, di informazione, quindi questo è estremamente rilevante dal mio punto di vista. Allora, proprio domenica ero in spiaggia, Maria Dolores, e sotto l'ombrellone si sente un po' tutto e tanti tutti parliamo a voce alta. Allora, mentre queste figure femminili parlavano del giorno prima, cosa avevano fatto, cosa avevano preparato, i figli, tante cose, i genitori, i mariti o i compagni parlavano di mangiare, di bere, di gioco. Cosa fai? Le prossime ferie quando le avrai? Non ho sentito una voce maschile che parlasse dei figli, ecco, dei genitori, questi che tutti spero abbiano ancora,
ma di altri problemi molto molto superficiali. Mentre la donna andava a vedere con tua mamma come sta, è tanto che non la vedo, come mai non è in spiaggia, cioè ci si scambia. Come mai secondo te fanno così fatica a parlare anche di problemi familiari, se ci sono, che non sono dei problemi che magari che non si può discutere, sono problemi di tutte le famiglie, i genitori, i nonni, ecco, la mancanza di denaro, le vacanze dei figli, i centri, cioè noi parliamo della scuola, noi parliamo di tutto bloccati completamente. E guardate che non ero assieme a poche persone. È vero o sbaglia la Mirella, Maria Dolores? Purtroppo è vero, il carico gestionale educativo dei figli è quasi sempre, quasi per fortuna, sulle spalle della madre. Purtroppo, lo dico tristemente, ci sono tantissimi padri che non sanno neanche il nome delle maestre dei propri figli, e qui si torna a un problema grave, perché voglio dire, poi cioè molte donne lavorano sia fuori che dentro casa, non sono solo casalinghe, quindi poi hanno il carico non solo lavorativo come il marito, ma hanno anche l'intero carico gestionale della famiglia, quindi porta a scuola i figli, portali allo sport, vai a parlare con gli insegnanti. C'è uno psicologo, adesso mi sfugge il nome, molto divertente, molto ironico, che diceva appunto che ha il picco di consulenze con le madri quando ci sono i colloqui, perché le madri poi spesso e volentieri non solo, cioè ci va il padre e il padre va tutto bene, ci va la madre e la madre viene un po' messa sotto torchio, perché se il ragazzino non va bene, qualcosa non va bene neanche nella mamma. Per cui sì, è proprio la società in sé che vede la madre come quella un po' che deve controllare, deve sapere gestire tutto perfettamente, e se la famiglia non è la famiglia del mulino bianco sicuramente è colpa sua. Però purtroppo grazie, cioè no, per fortuna ci sono moltissimi uomini invece che partecipano al carico gestionale. Questa cosa che mi dici tu, che parlavano di birrette, magari calcetto, invece le mamme parlavano di quello che avevano fatto il giorno prima, comunque non mi sorprende, anzi mi hai fatto sorridere. E dobbiamo un po' uscire da questa retorica del mammo, perché se il papà guarda i figli è un mammo, se il papà lava un piatto bisogna dirgli grazie, se passa l'aspirapolvere bisogna dirgli grazie. No, stai facendo il tuo lavoro, vivi anche tu in casa, pulisci, contribuisci e ti occupi dei figli anche tu, perché sono anche figli tuoi. Posso dire, campa cavalca che l'erba cresce. Mi viene da dire questo, Maria Dolores, purtroppo anche nel 2025. Purtroppo. Maria Dolores, come ci saluti, con quale messaggio? Ricordiamo l'ultimo libro che uscirà, prego. Allora, io vi saluto, il mio prossimo libro si chiamerà Figli della Cenere e rivisita quello che è l'Olocausto in chiave moderna, e spero che appunto riesca ad arrivare come è arrivato 9 volte me, con cui ho fatto volontariato per l'Associazione Libera di Vivere, e che aiuta tantissime vittime di violenza. E spero anche con questo libro di riuscire a parlare ai ragazzi più giovani e a sensibilizzarli. Grazie veramente, grazie Maria Dolores Secco. Io prima di lasciare Benci però vorrei rivedere quel bellissimo video dei bambini, questo manifesto dei bambini, e poi salutiamo anche questo uomo che sta cercando invece di far capire l'importanza della sensibilità verso queste creature che da sole non potranno difendersi. Ecco, io penso sia una cosa molto importante, già un inizio. Andiamo a vedere, poi salutiamo Antonio Benci.
Manifesto di un bambino che ride, in un mondo colorato attorno a lui. Posto di luce e meraviglie da scoprire, ma anche di ombre da scacciare, con la stessa gioia per la vita. Manifesto di una bambina che vive, che cerca il sostegno delle amiche, sognando un percorso assieme a loro, per condividere un giorno le gioie di essere grandi e cambiare finalmente il proprio futuro. Manifesto di un bambino lasciato troppo presto in balia della vita, che ha dovuto crescere in fretta, ma coltiva dentro di sé la speranza di vivere un domani migliore. Manifesto dei bambini dell'India, testimoni di un presente difficile, eppure portatori sani di felicità, fulcro di speranze e sogni che vale la pena coltivare, motore di cambiamento per il futuro che meritano. Lo abbiamo sentito e visto, abbiamo letto i numeri, abbiamo visto questi bambini, visto che noi ne abbiamo pochi, mi diceva Benci, sulle classi, ogni classe ha 60-70 bambini divisi tra ragazzini e ragazzine, anche qua sarebbe da discutere. Allora Benci, come commentiamo quello che abbiamo visto e come ci saluta? Beh, intanto vi ringrazio perché di solito sì, si è invitati, si racconta quello che si fa, però anche grazie a Maria Dolores abbiamo parlato di tante cose, tanti temi importanti, interessanti, che adesso elaboro mentre torno in macchina a Mestre. Qui il video dei numeri non è tanto per dire quanto bravi siamo, ma per mostrare che effettivamente è un lavoro, uno sforzo non da poco. A maggior ragione per quello che dicevamo prima, di riuscire a sollecitare un ascolto per una realtà che sono così lontane anche psicologicamente dalla nostra quotidianità. E infine i bambini, che è il motivo per cui siamo nati sostanzialmente, cioè dare a loro gli stessi diritti che diamo ai nostri figli. Questo è sostanzialmente il motivo per cui siamo lì. Chi vuole avere più informazioni o altro, ci sono i siti internet, noi si chiama Care to Action, quindi caretoaction.org, però siamo a Mestre, quindi chi vuole ci viene a trovare. Ed è una cosa che non tutti fanno, devo dire, chi vuole prendere un aereo, che ormai è un po' più facile rispetto a 30 anni fa, e venire in India a vedere quello che noi facciamo surplus, non c'è nessun problema, noi organizziamo anche 2 volte l'anno dei viaggi di gruppo, insomma, ed è un modo anche per vedere un continente diverso, lontano un po' dalle cartoline o dalle idee un po' che possiamo avere filtrate dai mass media. Cosa vuol dire essere piccoli e non avere niente, essere bambini e non avere niente? E questo dovrebbe far riflettere anche chi di dovere, per cercare di far capire che forse qualcuno deve andare a portare questi ragazzi là a vedere cosa vuol dire veramente crescere con niente addosso. Sicuramente è un viaggio educativo, perché ti fa capire delle cose, appunto, toccarle con mano. Grazie anche a Antonio Benci, grazie, pubblicità. Mense scolastiche, a Vicenza è arrivato il momento di fare i conti. Innanzitutto il rimborso che spetta a quelle famiglie i cui figli sono rimasti a casa da scuola per malattia o per festività. Ebbene, in questi casi è previsto il rimborso del servizio mensa, sia negli istituti primari che in quelli dell'infanzia. Attenzione però, il rimborso, secondo il regolamento, è dovuto alle famiglie in regola con i pagamenti. Come abbiamo stabilito nella scorsa estate, questo sistema di rimborsi si può accedere se si è regolari e costanti nel pagamento della rata annuale o mensile. Qui il dato è significativo perché oltre il 75% degli utenti che accedono al servizio di refezione sono stati effettivamente corresponsabili e attenti nel pagamento e hanno avuto accesso a questo sistema di rimborsi della tariffazione a fasce ISEE.
A questo proposito, per fare i conti con le mense scolastiche, il Comune, oltre a rimborsare le assenze dell'allievo, deve anche recuperare i crediti nei confronti di chi negli anni non ha pagato. Si parla di circa 400 utenti che rappresentano il 25% del totale. Non tutti sono utenti che non hanno mai saldato niente, magari manca qualcosa o sono stati non regolari o non in tempo nelle scadenze mensili. Hanno del tempo per saldare le proprie posizioni, perché il sistema di riscossione che abbiamo attivato è molto rigoroso. C'è il sollecito al quale segue l'avviso di accertamento, al quale segue l'iscrizione in ruolo all'Agenzia delle Entrate. Quindi invitiamo le famiglie con un senso di corresponsabilità ad affrettarsi a sanare le posizioni se non sono regolari. Ma non tutti gli alunni frequentano le mense scolastiche. Alcune scuole, infatti, hanno deciso di dotarsi di un regolamento per l'autorefezione. Parliamo di circa 200 utenti, la maggior parte del tempo modulo delle scuole primarie. Ecco, questi hanno siglato un rapporto diretto con le scuole di riferimento, con delle clausole molto importanti riguardo alla sicurezza, all'igiene degli alimenti portati nell'autorefezione e alla commissione degli alimenti, soprattutto riguardante l'allergia e il controllo igienico-sanitario dei locali di refezione. Quindi delle regole molto severe che riguardano però un rapporto diretto fra le famiglie e le scuole e gli istituti comprensivi di riferimento. Allora, io saluto Gianluca Codognato, responsabile comunicazione Adico, grazie di essere qui, Difesa Consumatori, grazie Codognato, mi senti? Ciao Mirella, grazie a te, grazie Codognato. I tuoi ospiti, i telespettatori. Allora, quello che volevo sentire da te com'è la situazione dal tuo importante osservatorio, perché quello che sentiamo fa venire la pelle d'oca, i stipendi non aumentano, le pensioni neppure, ecco, tutto aumenta, fare la spesa diventa un lusso, anche ad andare al fruttivendolo, come dicevo prima, sembra di andare in gioielleria. E le bollette che aumenteranno, notizie di ieri. Ma come si farà la famiglia, come farà a sopravvivere, ecco, con questi numeri e con questi soldi che hanno in tasca? Cosa vedete voi dell'Adico che vi preoccupa di più? Qual è la situazione? Prego Codognato. Sì Mirella, no, siamo davvero molto preoccupati. Mi è stato chiesto anche di fare un'analisi per quanto riguarda il possibile impatto poi dell'ultimo ennesimo conflitto che ci troviamo ad affrontare. E ora chiaramente è difficile fare dei conti, però è molto probabile che ci troveremo con nuovi livelli di inflazione. Io Mirella, ne abbiamo già parlato anche quando sono venuto nel tuo studio, la cosa che in questo momento mi preoccupa di più è la spesa al supermercato. Nel 2022 i prezzi si sono impennati, da quel momento ovviamente non sono più scesi, l'inflazione adesso ha rallentato, ma in realtà i prezzi erano già saliti nel 2022. Io stesso, quando vado a fare la spesa, mi accorgo che esco con due cose che praticamente mi servono per un pranzo, però ho speso 10, 12, 13 euro, quindi noi siamo preoccupati molto per quello. E chiaramente le bollette sono sempre più difficili da valutare, da monitorare, perché hanno chiaramente variazioni molto fluttuanti. Siamo preoccupati perché chiaramente per il prezzo del carburante, che quello a ricaduta può andare anche ovviamente sul prezzo dei prodotti. Insomma, siamo molto preoccupati. Infatti faccio un piccolo appunto, ho letto qualche indagine molto interessante, tra l'altro di alcune associazioni di categoria, che raccontano un po' come verrà spesa la 14ª, e in parte per le vacanze, per i saldi, ma noi riteniamo che verrà spesa per pagare i rincari in realtà, cioè per coprire i costi dell'inflazione degli ultimi 2 anni, quindi diciamo che la 14ª servirà per quelli che la prendono ovviamente, quindi una parte di lavoratori dipendenti e una parte di pensionati, servirà appunto per coprire spese, costi, ecco, non vediamo grandi acquisti, grandi vacanze. Comunque ecco, riguardo a quello che mi chiedevi, la nostra più grande preoccupazione in questo momento è il carrello della spesa. Poi ne avremo anche altri in futuro, cioè ne abbiamo anche altri in realtà già adesso. Allora Codognato, quello che volevo anche sentire è che dicevo prima che domenica tornando sono andata un giorno anche a rilassarmi al mare, ecco, nel ritorno, specialmente nell'autostrada, e me l'ha detto anche il presidente Levis Martin, che è il direttore del consorzio del Montello prima, non c'erano più i pendolari, le autostrade vuote, c'erano quelli che potevano, ma li conosciamo anche nelle spiagge, sono i proprietari di appartamento, la gente che sta bene, che c'è,
però mancano i pendolari, quelli che andavano su alla mattina e ritornavano al pomeriggio, anche perché facendo i conti, anche con un solo figlio, cosa vuol dire una giornata al mare? Cosa costa? Ecco, secondo te queste conseguenze di questo turismo le vedremo a fine anno? Faremo i calcoli a fine estate, anche se l'estate stanno cercando di allungarla a settembre, ottobre, stanno cercando di portarla sempre più lungo, visto anche il tempo che fa bello magari di più settembre, ottobre che no a maggio, giugno, però si sta allungando, ma poi dovremo tirare le somme. Ecco, quando vedremo queste somme, la realtà di quella che è la realtà che tutti dovremo poi affrontare? Ma la vedremo già nelle prossime settimane, perché come dicevi te, poi vedremo quanta gente anche si voglia fare la giornata da pendolare in spiaggia, visto i costi che ha l'ombrellone, il pasto, il viaggio, quello che è. Tanto più che appunto, per esempio, vediamo in zone come dove siamo noi, quindi a Mestre, con ormai la gente punti invece a frequentare i luoghi diciamo interni alla città, parchi, forti. Fortunatamente a Mestre abbiamo un bel forte, abbiamo un bel parco e chiaramente magari la gente comincerà anche a non andare più verso Jesolo, per fare un esempio, anche perché insomma è sempre faticoso, ma soprattutto per i costi. Poi faremo i conti alla fine. Io già vedo che la gente preferisce andare via a giugno o a settembre, visto che comunque il caldo ormai perdura, proprio per risparmiare. Chiaramente leggeremo tante cose sulla gente che va alle Maldive, però stiamo parlando veramente di famiglie, cioè di numeri limitati. Poi la gente ha voglia di farci la vacanza, questo è poco ma sicuro, però veramente noi intravediamo costi molto alti per chi vuole andare in vacanza. Intravediamo. Ci sono, ne abbiamo già visto da molte indagini. Allora, Codognato, però anche questi prezzi delle bollette che aumenteranno dovremo anche iniziare a parlarne, se ne parla poco. Mi senti, Codognato? Veramente la gente fa veramente fatica, lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo tutti i giorni. Allora, Codognato, dicevo, le bollette che aumenteranno, Codognato, come la mettiamo con le bollette che aumenteranno? Anche ieri abbiamo sentito che ci sarà un aumento delle bollette. Non ti sento, aiuto, t'ho persa. Mi senti adesso? Non ti sento. Non senti? No, Codognato. Pronto? Mi senti? Ti ho persa. Niente, allora andiamo a vedere questo Venezia Martini monocultura turistica. Andiamo a sentire, intanto mettiamo a posto il collegamento. L'economia basata sul turismo deve essere ridimensionata in quanto crea continua povertà e non ricchezza, mentre per avere un buon lavoro bisogna che noi creiamo posti di lavoro che abbiano una certa condizione economica, per cui sia possibile anche poi essere pagati bene. La monocultura turistica sottrae alloggi ai residenti e aumenta il divario fra i pochi che ne traggono profitto e coloro ai quali offre lavori a volte precari e poco redditizi. Lo sostiene la coalizione La Città che Vogliamo, che sosterrà nel suo programma elettorale proposte di diversificazione del lavoro in Comune di Venezia. Se noi diciamo no alla monocultura turistica, dobbiamo però dire sì a una diversificazione dell'economia, dunque creando linee programmatiche per ricreare tutti gli spazi di una città e un tessuto socio-economico, dunque industria sostenibile a Marghera, dunque sostegno ai negozi di vicinato, sostegno all'artigianato, ma anche potenziamento dei servizi pubblici essenziali. Un processo di internalizzazione dei servizi pubblici essenziali è alla base del programma di un nuovo comitato che si propone di migliorare così condizioni di lavoro e servizi, ricreando quel filo che collega l'ente pubblico ai lavoratori. Una proposta coerente con le esigenze dei lavoratori, un'esperienza già fatta anche per la residenzialità per quanto riguarda tutta la città insieme. Siamo riusciti a creare un piano casa efficace depositato in comune. Trasporto pubblico locale, le manutenzioni bisogna riternalizzare perché i salari sono ridotti all'osso e siamo convinti che con la reinternalizzazione di tutti i servizi sicuramente si otterrà una maggiore qualità dei servizi da fornire per i cittadini.
Industria, artigianato, commercio, oltre ovviamente a un turismo ben gestito, possono, secondo tutta la città insieme, ricostruire un tessuto socio-economico che permetta una ripresa della residenzialità a Venezia. Il lavoro è il motivo per cui una persona si ferma in una città e noi dobbiamo dare il lavoro ai nostri giovani e a tutti quelli che possono, naturalmente modificando quella che è oggi la situazione lavorativa in città. Ecco perché è partita questa campagna per la internalizzazione dei servizi, perché questo è un modo per recuperare centralmente quello che è andato disperdendosi per cooperative e per lavori sottopagati e sottotutelati. Allora vediamo se è collegato Codognato. Sì, Mirella, ti sento, con i tuoi tecnici abbiamo fatto qualche salto mortale. I miracoli con i tecnici, Sì, ecco, sì, che ringraziamo. Sono bravissimi. Allora Codognato, abbiamo sentito questo turismo e però anche questa speculazione che c'è sempre, che qualcuno ne parla poco, però il problema è come uscirne da questo impasse, perché non ne veniamo fuori, perché si passa sempre il cerino, ma la colpa allora di chi è? Ecco, le ciliegie a 15-20 euro sanno d'acqua. Sono bellissime come le fragole ormai, meravigliose, ma acqua pura, costi altissimi e stipendi che veramente ridotti all'osso, come abbiamo sentito. Prego Codognato. Io adesso mi ricordo, non so se esiste ancora Mister Prezzi come figura, però ecco, secondo me ci vuole qualcuno che controlli veramente proprio i prezzi per quanto riguarda le speculazioni. L'abbiamo visto in questi giorni. È venuto fuori anche sui giornali. Chiaramente il conflitto tra Israele e Iran ha aumentato il prezzo del petrolio, tra l'altro del 7%. Immediatamente è aumentato il costo della benzina e del diesel. È chiaro che non c'è una conseguenza diretta, perché voglio dire, un distributore non è che compri da un giorno all'altro il carburante. Cosa voglio dire? Voglio dire che molto spesso c'è anche chi se ne approfitta, magari anche ne approfitta degli allarmi del periodo, in questo caso dei numerosi conflitti, per dire guardate, i prezzi sono aumentati per questo motivo, ma magari non c'è nessun motivo. Quindi direi che ci vorrebbe un'autorità che controlli e che punisca eventualmente chi in modo evidente specula sui prezzi, perché è ingiusto speculare sui prezzi, è una truffa nei confronti della gente che non ce la fa più, per lo più. Poi c'è chi sta benissimo, ma la maggioranza, ripeto, come hai detto tu più volte, come abbiamo detto spesso, con gli stipendi al palo, i salari al palo, i prezzi che aumentano, dove si può andare? È difficile da dire. E dove andremo anche con questa guerra e queste guerre a macchia di leopardo, ma l'ultima, questa Israele, Gaza con l'America, ne parliamo anche veramente. Ringrazio Giuliano Varnier, presidente ANPI. Buongiorno Presidente, finalmente siamo riusciti a collegarci, è una fortuna anche il collegamento ormai. Cosa ci dice Presidente, come la vede lei, ecco, da importante storico, quello che sta succedendo, che al tavolo della pace non vuole sedersi nessuno, grandi guerre e soprattutto Putin che vuole fare da mediatore lui tra Israele e Gaza con una guerra in atto con l'Ucraina. Prego Varnier. Sente innanzitutto? Sì? Ma mi pare che siamo in un mondo di pazzi scatenati, dal presidente americano a quello russo e poi quello di Israele, stanno portando il mondo sull'orlo di una guerra di dimensioni inimmaginabili. Credo che manchi completamente in questa fase l'Europa, anzi l'Europa credo che stia su una posizione estremamente delicata, perché quello che sta avvenendo non è il rovesciamento del governo degli Ayatollah. Rischiamo che ci sia una nuova ondata di terrorismo che finisce poi per colpire e i disgraziati dei cittadini di Israele che sono vittime di Netanyahu, e poi l'Europa che è l'altro bersaglio. Cioè quello che si sta facendo non è il superamento di un regime, ma si rischia praticamente di aggravare tutta la situazione internazionale e di aumentare il
il livello del terrorismo. Questo purtroppo mi pare sia il quadro che emerge. Dovrebbe controllare, perché diceva prima, non so se lei l'ha sentito, Gianluca Codognato, che è responsabile Adico Consumatori, che c'è la guerra e automaticamente aumenta la benzina e il petrolio senza nessun motivo. Chi è che dovrebbe controllare, Varnier? Perché tutti passano il cerino, ma mi sembra che abbiamo avuto tutti i governi, abbiamo sempre avuto guerre, bene o male, però qualcuno non ha mai controllato, i prezzi sono andati alle stelle, chi ne pagano le conseguenze? Le fragilità che sono i lavoratori, i pensionati, le famiglie, la cittadinanza. Prego Varnier. Ma certamente l'aumento dei prezzi è una cosa inevitabile, tenga conto che l'Iran è uno dei più grandi produttori di petrolio nel mondo. Se si blocca il petrolio iraniano, oltre a tutte le grandi difficoltà che ci sono in giro per il mondo, la situazione in Ucraina e così via, credo che il quadro che emerge finisce per riflettersi poi sui prezzi e a colpire sostanzialmente i consumatori. Questo mi pare che sia inevitabile con queste guerre. Codognato, come commenta le parole di Varnier? Perché se va avanti così basta che schiacciano un bottone e saltiamo per aria tutto. Abbiamo visto questi nuovi missili di ultima generazione, questi aerei di ultima generazione, e fa veramente riflettere su quello che è l'obiettivo alla fine, che è sempre la guerra e armarsi. Prego. Mirella, ecco, scusa perché ogni tanto ti perdo. Guarda, io sono impressionato, ieri guardavo il telegiornale e mostravano questi, io non me ne intendo, fortunatamente, questi aerei supersonici, missili, razzi. Adesso è un discorso che magari fanno quelli che vengono definiti poi pacifisti, estremi, eccetera. Però veramente se facessimo un calcolo di quanti soldi vengono spesi, magari anche in un solo giorno, per le armi che vengono utilizzate in questo momento, tra l'altro, per uccidere le persone, ma chissà quante cose potremmo fare. Sembra un discorso ovviamente molto populista, molto fuori dei tempi, però sinceramente se cominciassimo a farci due calcoli forse ci renderemo conto che un po' più diplomazia, un po' meno guerra forse sarebbe utile per tutti, ma veramente per tutti, perché veramente è incredibile il costo di una guerra, il costo delle armi, rispetto anche alle necessità delle persone. Lo si dice spesso, però vedo che la diplomazia non sta entrando in campo. Israele è attaccato da un giorno all'altro, per carità, forse era mesi che lo diceva, eccetera, però mi sembra che la democrazia, lo diceva anche ieri il professor Cacciari, che la diplomazia sia completamente sparita dal radar anche dei paesi occidentali e democratici. Si bombarda chi abbiamo deciso che potrebbe fare qualcosa, potrebbe avere qualcosa, e quindi non si media più, non si media più. Varnier, ma come mai l'Europa è così, ecco, accovacciata, questa gatta accovacciata che sta aspettando chissà cosa, che vediamo muovere sono i soliti stati, anche l'Italia, la Francia, la Spagna, la Germania, ma tutti gli altri non vediamo questa unione per affrontare il problema e sedersi attorno a un tavolo. Eppure, come ha detto lei, ce l'abbiamo a due passi la guerra. Prego, Varnier. Ma il problema vero è che l'Europa non esiste una serie di stati con interessi diversi che hanno posizioni sostanzialmente diverse e opposte rispetto ai problemi che stanno avvenendo nel mondo. E che so, se vediamo le posizioni della Francia ieri, che sembrava per la prima volta preoccupata di quanto sta avvenendo in Iran, e la posizione della Germania, dove il nuovo primo ministro tedesco praticamente plaude alla guerra, si capisce che questa non è l'Europa, questo è sostanzialmente un grande caos di stati che non trovano un'unità e una capacità di fare una proposta in comune, e questo mi pare il quadro. Poi il problema vero è ma cosa pensano di ottenere da questa guerra?
ammettiamo che rovescino gli ayatollah, ma chi è che prende il potere in Iran? Noi abbiamo già visto l'esperienza dell'Afghanistan come è andata a finire, 20 anni di guerra e siamo in una situazione peggiore di come era in precedenza, anzi credo che oggi i cittadini di quel paese purtroppo paghino prezzi ancora più alti di quanti ne pagavano prima, cioè con i talebani incattiviti che comandano più di prima. Questa è la situazione che abbiamo di fronte. Magari non serve andare tanto lontano, cosa sta succedendo anche in Libia, in questi governi che sono stati rovesciati, ma soprattutto, come dice lei Vernier, qual è l'obiettivo? Perché ti dicono Giorgia Meloni cosa deve fare, cosa può fare, ma cosa può fare Giorgia Meloni, Vernier? Ecco, noi vediamo che lei cerca anche di darsi da fare, ma non vedo che ci sia questa volontà europea di unire le forze. Prego. L'Italia ha una posizione inesistente, sostanzialmente accodata a Trump, che un giorno è per la guerra, un giorno è per la pace, non si capisce cosa voglia in realtà. Ieri ha minacciato il finimondo, oggi non si sa e domani si vedrà. Purtroppo questa è la situazione. Noi non abbiamo mai avuto al mondo dei leader mondiali così scadenti, così incapaci di trovare una mediazione e di far parlare la diplomazia per risolvere i problemi dei popoli. Ma sono stati eletti però, la popolazione li ha eletti. Vabbè, ma sa, la popolazione è anche manipolata, non è che sia poi, noi parliamo tanto di democrazia, ma poi la democrazia, chi ce l'ha in mano la chiave per affermare la democrazia? Ce l'hanno quelli che hanno il potere mediatico, il potere economico e sostanzialmente quelli influenzano anche le posizioni dei popoli. Poi insomma li hanno eletti, vediamo anche la situazione che c'è in giro per il mondo. In Francia abbiamo un presidente che se si facesse le elezioni certamente non verrebbe rieletto. In Germania il leader che è stato eletto dopo che è stato bocciato la prima volta, non era mai accaduto in Germania una situazione del genere. E in Italia abbiamo un governo che si regge perché c'è una legge elettorale che ha trovato il modo praticamente di favorire quelli, ma se andiamo a vedere i numeri praticamente anche questo governo non ha la maggioranza effettiva del popolo, solo che poi si trova a sinistra dei partiti che con stupidità si dividono. Abbiamo perso Vernier? Poi le cose insomma. Mi sente Vernier? Io sì. Allora, non so se lei ha sentito, ma penso di no. Prima avevo Jessica Masini, sindaco di Codogné, che ha dato una news in noi, proprio una perla, ha detto che la prossima settimana ci sarà il candidato in regione e sarà approvato il terzo mandato e sarà ancora Luca Zaia. L'ha detto prima qui davanti a questi teleschermi. Cosa dice Vernier? Zaia ormai sembra che sia lì in eterno, lui ne ha già fatti 3 di mandati, questo sarebbe il 4. Se perfino negli Stati Uniti d'America hanno posto un limite al potere dei presidenti che non possono andare, almeno non si sa cosa succederà con Trump, oltre i 2 mandati. Io non capisco perché in Italia non si riesca a fare una regola che dopo un certo numero di mandati, i 2 mi pare anche che siano il giusto, e non si possa andare anche a un ricambio, insomma, ma mi pare insomma che, ma poi non hanno deciso nulla, perché per cambiare hanno bisogno di passare anche al loro interno attraverso situazioni che non li vedi. Lei ha detto che hanno deciso per il terzo mandato e l'ha detto prima qui davanti alle telecamere, e che sarà Luca Zaia il presidente. Gianfranco Valeri da Cesalto, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella, buongiorno ai suoi ospiti.
ma non potevo non intervenire, Mirella, quando sento parlare della legge elettorale. Si ricorda, signora Mirella, quanti anni che io sto telefonando per questa legge elettorale, che la democrazia è sparita in Italia, la gente non va più a votare per quello. Io sono anziano, sono al bar del centro sociale, sono un po' in giro dappertutto e la gente si stanca perché è un popolo di nominati, il capo nomina. Lei, Mirella, se può avere anche 1000 consensi, ma io non posso dare la preferenza a lei, sono i nominati. Cioè, io nella mia zona non conoscono neanche gli eletti, non sanno neanche chi sono gli onorevoli, sono un popolo di nominati e Mirella in tutti questi anni ho approfondito, sa perché non lo fanno? Perché non lo voteranno mai? Perché i nominati sono là, secondo lei votano la legge contro di loro? Non la possono votare e pertanto non faranno mai una legge elettorale che ci dia il diritto di voto e la preferenza. Poi un'altra cosa, signora Mirella, volevo intervenire su quello che ha detto il sindaco di Codognè, no? Io dico, adesso do un voto a Zaia, do un voto come fosse un professore o un maestro, un semplice maestro elementare, do un voto. Quando ho fatto il presidente della provincia 10, quando ho fatto il presidente quando ho fatto il ministro 10, quando sto facendo come presidente della regione 10, ma adesso le do la quinta risposta e le dico praticamente come sta gestendo, che lui vuole fare il quarto o quinto mandato, stesso non so quanto, voto 0, perché non è una forma di democrazia, ma la democrazia è basata sull'alternanza. Guardi, Putin che è sempre là, o altri in America, perché non c'è la legge, sennò avremmo ancora il primo presidente degli Stati Uniti che c'ha da quanto tempo. Queste non sono democrazie, la democrazia vuol dire alternanza su tutto. E questa, buongiorno e grazie e buon lavoro, perché mi hanno detto di essere veloce. Grazie e buon lavoro. Grazie Gianfranco Valeri, sentiamo anche cosa ne pensa Gianluca Codognato, che Tene Botta è il terzo, quarto mandato, le poltrone, i problemi dei cittadini sono altri, li tocchiamo con mano anche voi tutti i giorni. Prego Codognato. Sì, Mirella, scusa, io sto facendo uno sforzo enorme per sentire, perché non capisco, ma se il volume è molto basso. Stiamo parlando appunto del terzo mandato. A me non risultava neanche a me che fosse già stato approvato, comunque insomma vedremo cosa succede. Devo dire che in Veneto, visto che insomma sono poi d'accordo con tutti gli interventi, con l'intervento del suo ospite, in Veneto l'altro grande problema, noi parliamo di alternanza, in realtà sappiamo benissimo che in Veneto non sarà mai nessuna alternanza in questo momento, perché non esiste un'alternativa. La sinistra, centro-sinistra, non si è mai organizzato per tirare fuori un nome credibile, veramente capace di fare una battaglia molto ostica in Veneto. Quindi adesso il problema è tutto interno al centrodestra, è tutta una questione interna al centrodestra. Probabilmente il terzo mandato toglierebbe le castagne dal fuoco, perché probabilmente eviterebbe una guerra fratricida tra Fratelli d'Italia e Lega, perché se non sarà Zaia il candidato, io credo che ci sarà una grande battaglia nel centrodestra per capire a chi debba andare questa regione. È triste pensare che sia una regione comunque non contendibile, è una regione che andrà per ora sempre solo al centrodestra, quindi che sia Zaia o che non sia Zaia, sicuramente ci sarà o qualcuno della Lega o qualcuno di Fratelli d'Italia. Quindi l'invito, almeno l'invito lo faccio al centro-sinistra in questo caso, è proprio per i cittadini, perché è bella l'alternanza, è che il centro-sinistra si organizzi meglio, non dico per le prossime, ma per quelle dopo ancora, per tirar fuori finalmente un'alternativa credibile e poter vedere se il Veneto diventi finalmente per una volta contendibile, perché è praticamente sempre stato in mano al centrodestra, alla Lega fondamentalmente. Però Vernier diceva, Codognato, che la sinistra deve unirsi, se continua così è un suicidio numero uno. Come mai la sinistra non riesce a unire, mentre quello che fa la destra alla fine loro si uniscono e vincono? La sinistra, che avrebbe i numeri, invece non si unisce e si divide. Vernier? Perché non c'è nessun leader che abbia la capacità di fare una proposta di sintesi che unisca tutti quanti. Questo è il punto vero. Noi vediamo che se si parte dai problemi, dalle questioni, spesso si trova anche un'unità. Ad esempio sulla questione del salario unico, la sinistra a livello nazionale ha trovato un accordo.
E poi occorrerebbe su tutta una serie di altre cose discutere e avere la capacità anche di rinunciare a qualche propria bandierina per trovare una sintesi che porti all'unità. Purtroppo la sinistra questa capacità dimostra di non averla, mentre la destra alla fine litiga, ma una qualche convergenza la trova sempre. Questo purtroppo è il quadro che abbiamo di fronte. La situazione in Veneto poi è anche molto particolare. Qui la sinistra ha un ritardo storico nella capacità di proporsi come forza di governo. Purtroppo questa è la situazione che deriva da anni e anni di incapacità di trovare una propria dimensione, una propria proposta, ma a livello nazionale purtroppo la sinistra è potenzialmente maggioranza, ma rischia di perdere perché non trova la capacità di mettersi insieme, perché ognuno vuole alzare la propria bandiera, crede che le sue proposte siano le migliori di quelle degli altri e non trova il modo di fare una sintesi invece con le posizioni di tutti. Questo mi pare il quadro che emerge. Grazie a Giuliano Vernier, presidente ANPI, grazie a Gianluca Codognato, responsabile comunicazione Adico Difesa Consumatori, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Benvenuti a questa ricettina. Oggi vi prepariamo i tagliolini con la zucca, la pancetta ed il rosmarino. Per iniziare prendiamo uno spigoletto di aglio, lo affettiamo sottilmente, poi prendiamo della polpa di zucca che abbiamo in precedenza pulito, tagliato, eccetera, eccetera, e la tagliamo a dadini, piccolini. Eccoci qui. Dopodiché, mentre noi tagliamo a dadini la zucca, mettiamo a scaldare una padella con un goccio di olio extravergine di oliva. Ci mettiamo un goccetto abbondante di olio perché la zucca oltretutto assorbe parecchio e quindi stiamo un po' abbondantini. Ci versiamo il nostro aglio, lo lasciamo soffriggere leggermente, dopodiché andremo a unire questo concassè di zucca. Mentre facciamo questa operazione possiamo nel frattempo andare a cuocere i tagliolini in abbondante acqua salata che avremmo preparato in precedenza. L'aglio si è scaldato, andiamo ad aggiungere il concassè di zucca, riportiamo il tutto sul fuoco e fra un minutino, quando la zucca si è ben scaldata, andiamo ad unire la pancetta che avremmo già tagliato in dadini. La nostra zucca, come vedete, si sta rosolando, quindi possiamo aggiungere la pancetta, rigiriamo il tutto in modo che la pancetta inizi a rosolarsi e nel mentre la pancetta inizia a colorarsi andiamo ad aggiungere il nostro goccio di vino. Lasciamo cuocere il tutto per alcuni minuti e poi correggiamo di sale e pepe. Il nostro sughetto si è rosolato, aggiungiamo un po' di rosmarino. Nel frattempo i tagliolini sono cotti, quindi andiamo a scolarli, però teniamo da parte un po' della sua acqua di cottura
che ci servirà per portare la giusta densità il sugo, perché come dicevo prima la zucca assorbe parecchio liquido, quindi un po' della sua acqua di cottura e poi immediatamente dopo uniamo le nostre taglioline ed andiamo a saltare il tutto. Se vediamo che il composto è troppo asciutto, continuiamo sempre ad aggiungere, sempre in velocità, un altro po' dell'acqua di cottura dei tagliolini. Dopodiché veniamo a comporre il piatto davanti ai vostri occhi. Eccoci qui. Prendiamo le nostre taglioline, disponiamo nel piatto, ci poggiamo sopra il sughetto che è rimasto sul fondo della padella, decoriamo il tutto con 2 ciuffetti di rosmarino fresco, una spruzzatina di sale, un leggerissimo filo di olio in superficie che ci darà anche una maggior lucidità, dopodiché possiamo andare tranquillamente in tavola.